si stia acquisendo questo tipo di approccio. Chiudo, Presidente, e mi prendo la libertà di fare quello che non ho fatto all'inizio, e cioè di rivolgerle un saluto particolare, perché, come lei ha detto, è la sua ultima inaugurazione. Ma il saluto è una espressione di buona educazione, e la buona educazione non si nega a nessuno. Io vorrei fare qualcosa in più, vorrei rivolgerle un grazie, perché lei rappresenta non dico unicum, ma un qualcosa di molto raro da trovare. Lei è riuscita ad abbinare la sagacia dell'antico saggio, e uso la parola antica in maniera quanto mai reverente, con la freschezza e l'entusiasmo che lei non abbandona neanche nelle sedute del Consiglio giudiziario, che sono le ultime che lei presiederà. E vedete, questo mélange di saggezza ed entusiasmo è qualcosa che è di difficile trovare. Io la ringrazio, e per una volta non sono particolarmente attaccato alle cariche, alle funzioni. Non ho quella che io, scherzando, dico è una malattia epidemica all'interno della magistratura, la sindrome del biglietto da visita. Sembra che se non scriviamo capo, vice capo, moriamo. Ma per una volta sono contento di farlo, perché questo mi dà non l'autorevolezza, ma diciamo l'autorità, la legittimazione a esprimermi a nome quantomeno del settore requirente di tutto il distretto, del quale io mi sento parte organica, per quello che ha dato in generale alla magistratura, ma soprattutto per quello che ha dato, per le caratteristiche che ho appena esternato, per la capacità di mantenere un profilo spesso ironico e autoironico, che è cosa rara, per l'impegno che ha dato, per la vicinanza e la collaborazione che ha costantemente offerto all'autorità requirente della Procura Generale, e più in generale alle altre autorità requirenti. Su iniziativa anche della Presidente sono state elaborate le linee guida miranti a evitare il cosiddetto collo di bottiglia, cioè a evitare che arrivassero in Corte d'Appello processi precariamente conclusi e quindi destinati probabilmente alla prescrizione. A nome di tutti i colleghi un sentitissimo grazie, Presidente Marini. Grazie, Procuratore Generale, delle sue parole, che non so se merito, non credo. Mi riconosco un'unica cosa, una passione indomita e un'indomita illusione di poter cambiare le cose, che conserverò fino all'ultimo dei miei giorni. Ora prende la parola il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, Avvocato Giuseppe Sacco. Grazie Presidente. Signora Presidente, signor Procuratore Generale, Eminenza, autorità civili e militari, signori magistrati, signori dirigenti amministrativi, colleghe, signore e signori. La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario si celebra all'inizio di quello che tutti auspichiamo sia un nuovo anno, in un 2021 che vogliamo si metta alle spalle il suo predecessore, il cui numero sinistro preferisco neppure citare. Opportunità è stata anche oggi celebrare questa inaugurazione dell'anno giudiziario, definita speciale dalla nostra Presidente, in questa aula così pregna di storia dell'avvocatura e della magistratura che mi onoro oggi di rappresentare, dico naturalmente dell'avvocatura, a nome anche degli ordini del distretto di questa Corte d'Appello. I tempi ristretti che la cerimonia ha dovuto darsi mi inducono a rivolgere immediatamente l'attenzione sulle riflessioni finali che il Presidente della Corte ha voluto esporre nella parte conclusiva e che in estrema sintesi ripropongono l'annoso tema della crisi della giustizia, ne stiamo parlando evidentemente tutti, che non sembra avere limiti nel suo costante aggravamento.
Non a caso l'efficienza della giustizia civile costituisce una delle principali raccomandazioni che l'Unione Europea ha rivolto all'Italia, subordinando all'ottenimento di detto obiettivo l'erogazione di una parte dei fondi del Recovery Plan. Il Governo, quello che ne resta, visto gli sviluppi di questi giorni, non può più esimersi dall'individuazione di obiettivi che possano immediatamente impattare sull'attuale asfittica situazione, ma soprattutto che abbiano la vocazione di un disegno di medio-lungo periodo equilibrato e sostenibile. Ci si domanda a questo punto come possa essere possibile che il dibattito politico, ancor prima di avvitarsi sulla governabilità politica del Paese, sia rimasto totalmente silente sui temi della giustizia. La Presidente della Corte ha evidenziato la carenza di magistrati che andrà ad accentuarsi sia per il massiccio pensionamento in corso sia per il rallentamento dei concorsi, carenza alla quale il legislatore ha ritenuto di ovviare attraverso l'immissione, come ha detto la Presidente, di magistrati onorari in misura pari al 61,5% del numero dei magistrati togati. L'immissione di un numero significativo di magistrati ausiliari ha l'aggravante di affidare a magistrati non per formazione il compito di smaltire l'arretramento delle corti d'appello, inserendosi in quel secondo grado di giudizio invocato ieri dal Presidente della Corte di Cassazione come presidio fondamentale all'esigenza di giustizia, notoriamente già delicato nell'approccio al percorso logico-giuridico di un giudice di primo grado magari togato. Tra i contributi alla possibile riforma abbiamo sentito ormai il tutto. Forse alcune idee ci sono, qualcuna viene dal Consiglio nazionale forense, come per esempio quello di affidare ad arbitri lo smaltimento dell'arretrato, così rivitalizzando un istituto che, affidato agli avvocati e quindi a tecnici del diritto tuttora in attività, ha il merito di affidare al diritto la decisione e non ad un esercizio di mera composizione. Ma anche volendo seguire la strada dell'immissione di nuove forze giudicanti, a quale personale amministrativo queste potranno fare riferimento, come il Procuratore Generale ha sottolineato da par suo? Anche qui mi sembra che non si veda come la costituzione di imbuti dal becco assai stretto non vada nel senso dell'efficienza e della rapidità. Si pensi allo smart work, così come è stato fatto svolgere al personale amministrativo della giustizia, quantomeno fino al mese di ottobre, senza la possibilità di accedere agli strumenti di gestione informatica delle cancellerie. La produzione dei magistrati si è trovata nel limbo della rarefatta pubblicazione dei provvedimenti e delle sentenze, con ciò impedendo anche all'avvocatura di acquisire e porre in esecuzione le decisioni. Parlare di riforme strutturali significa prima di tutto revisione delle piante organiche, con acquisizione e ripartizione delle risorse che vada a coprire le lacune e non vada a dare ulteriore forza lavoro a chi ne ha proporzionalmente già inefficienza, e soprattutto non a tempo determinato, perché il tempo determinato non è struttura. La parola tanto cara alla Presidente della Corte, filiera della comunità della giurisdizione, non può essere monca proprio nella sua fonte primaria, che è lo Stato. Ma il ruolo dell'avvocatura nella macchina giustizia non può essere invocato solo quando se ne chiede il sostegno, ma deve essere un ruolo compiuto ad ogni livello. Spiace leggere che una magistratura minoritaria si schieri in battaglie di retroguardia per svilire il contributo dei componenti laici dei consigli giudiziari, per privarli di quel diritto di tribuna che dovrebbe essere invocato a garanzia dei cittadini e delle buone pratiche valutative dell'attività dei singoli magistrati. Passo indispensabile per restituire forza, credibilità e autorevolezza all'esercizio della giurisdizione nel nostro Paese, evitando l'emersione di malcelati intenti di tutelare diritti di casta. Sul punto è stato assolutamente adamantino l'intervento di ieri del Presidente della Corte di Cassazione Piero Curzio, il quale ha affermato come il diritto di tribuna sia da considerare assolutamente naturale per l'avvocatura e l'Accademia. E perché questo ruolo sia effettivo, occorre che la professione sia regolata da una legge. Per primi dobbiamo esigere che il confronto avvenga ad armi pari.
Particolarmente efficace è stata anche la successiva audizione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, Alessandro Moscatelli, sulla medesima questione, con spunti propositivi anche in ordine alla necessità di una formazione anche gestionale dell'avvocato, che oggi più che mai amministratore del proprio studio. Anche con riguardo alle specializzazioni certamente concettualmente qualificanti per la categoria e per la sua immagine nei confronti dei cittadini, il percorso di attuazione della legge professionale resta costellato di incertezze e soprattutto non sembra avere chiaro quale sia l'obiettivo da perseguire anche all'interno dell'avvocatura, già divisa in concreto in macro aree di specializzazione: civile, penale, lavoro, amministrativo, tributario in primis. I problemi dell'avvocatura probabilmente si acuiranno sempre di più se non si risolve il problema dell'equo compenso. L'abolizione dei minimi di tariffa ha aperto una voragine che la crisi ha reso oramai profondissima. La mente che ha reso possibile questa improvvida destabilizzazione ha completato l'opera di erosione della capacità reddituale degli avvocati con la previsione della costituzione delle società tra professionisti, con socio di capitali. Banche ed assicurazioni si sono viste servire un piatto de portata che vale un intero pranzo, potendo finalmente gestire manipoli di colleghi a basso costo per affidare loro il contenzioso ed abbattere il prezzo da pagare per attingere al libero foro, ottenendo anche il beneficio di non avere il costo fisso di uffici legali di numero adeguato a servire il territorio nazionale, spalmando il costo in società partecipate. In un sistema così poco stabile e variegato appare un obiettivo assai ambizioso quello di perseguire quella giustizia predittiva che sarebbe sicuramente un pilastro di stabilità e orientamento per operatori del diritto e cittadini. Troppe variabili portano a vedere questo obiettivo irraggiungibile per l'attuale macchina giustizia. Il legislatore stesso si pone quale primo elemento ostativo ad una cristallizzazione predittiva delle decisioni, che trovano infinite variabili non solo nella costante opera di interpretazione integrativa delle norme da parte dei giudici, che divengono sempre di più loro stessi legislatori, con ciò creando un cortocircuito istituzionale che vede la politica prendere atto a posteriori di quanto oramai la giurisprudenza ha già codificato, ma anche per i molteplici interventi della Suprema Corte di segno opposto che neppure le sezioni unite spesso e volentieri portano a ricondurre a principi comuni. Il beneficio che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in sistemi di civil law sembrano, soprattutto al mondo economico, la soluzione sistemica ai problemi della giustizia, in una visione che però non tiene conto della centralità della persona, che con simili sistemi corrono il rischio di porre in pericolo a beneficio non solo di una precaria efficienza, ma a sicuro scapito della qualità. Ritengo doveroso rivolgere un ringraziamento ai rappresentanti del nostro distretto presso il CNF e presso l'OCF per l'attività che hanno svolto anche in questo periodo emergenziale. Un ringraziamento sentito va ai presidenti degli ordini degli avvocati del distretto, con i quali abbiamo affrontato con grande spirito di collaborazione e spesso risolto le difficoltà, e non sono state poche, che hanno reso assai faticosa la pur parziale ripresa dell'attività, gestendo assieme ai capi degli uffici dei loro circondari tutta la fase organizzativa che ha portato alla ripresa dell'attività di udienza. Altrettanto è a dirsi per le associazioni forensi e le camere territoriali, che a loro volta hanno fatto il loro lavoro. Siamo convinti poi, poiché in perfetta sintonia con la Presidente della Corte, Presidente Marini, collaborando a fornire possibili soluzioni, parlavo delle associazioni. Un grandissimo ringraziamento va ai miei consiglieri, che sono stati un motore indispensabile nel travagliato anno appena trascorso dal Consiglio degli Ordini degli Avvocati di Venezia, sempre in prima linea nell'offrire il proprio fattivo contributo per un sicuro ed effettivo esercizio della funzione giurisdizionale, con un lavoro che è stato davvero enorme e per ragioni di brevità debbo lasciare alla lettura della mia relazione scritta. Come dicevo, citando la Presidente Marini e anche il Procuratore generale, che vediamo la crisi come opportunità. Le virtuose prassi che abbiamo instaurato in questi mesi non verranno certamente abbandonate al termine della pandemia, ma costituiranno una florida eredità per il futuro.
purché non si confonda il concetto di emergenza con quello di eccezione e si prenda dalla sperimentazione emergenziale quello che non possa avere ricadute sul diritto della difesa e sulla dialettica delle parti in un giusto processo. Ringrazio anche il Presidente del Tribunale di Venezia per essere stato un costante punto di riferimento, di interlocuzione con l'Avvocatura, sempre disponibile ad una fattiva collaborazione per la soluzione dei giornalieri problemi. Non posso dimenticare di rivolgere anche un sentito ringraziamento che affido all'amico Simone Venturini, al Sindaco di Venezia, che ha inaugurato lo scorso 11 settembre la nuova Casa dell'Ordine degli Avvocati di Venezia in una finestra temporale che ci aveva illuso che il peggio fosse passato. Il Presidente della Corte celebra oggi una inaugurazione emotivamente importante, che certamente resterà nel cuore, come testimoniano le parole che ha dedicato alla toga che ha offerto in dono alla Corte. Dico anche al Presidente, al Procuratore Generale che le sue parole sono state molto toccanti. Questa toga che oggi ha indosso la indosserà sempre come una seconda pelle, al di là delle incombenze legate alla legge sui limiti anagrafici del proprio servizio, perché è un magistrato che ha amato e ama la sua professione. Ho avuto modo di poter condividere con lei, signora Presidente, alcune delle pagine più difficili della recente storia nazionale veneziana, tutte concentratesi in questi lunghi mesi a partire dall'Acqua Grande del 2019, e sono convinto che mancherà a Venezia quell'impulso di forza volitiva che ha impresso a tutte le attività che ha intrapreso in questi 4 anni, e sono davvero numerose, lasciando a chi le succederà un patrimonio di progetti che sono stati tutti avviati su solide basi. L'onestà intellettuale che ha dimostrato anche nel commentare le vicende che hanno travolto il CSM e che sembrano ben lungi dal trovare una soluzione, dimostrando come il rapporto tra magistratura e politica sia una pastoia dalla quale oramai né l'un potere né l'altro riescano a fare a meno. Ciò anche per colpa di quella porta girevole che abbiamo avuto modo di così commentare col Presidente Flick qualche giorno fa, porta girevole utilizzata in questi anni troppo di frequente dai magistrati entrati in politica. Abbiamo bisogno di scribacchini che possano dirigere gli uffici giudiziari, con l'esperienza di chi ha saputo pronunziare sentenze ed ha assimilato dall'interno la complessità dell'organizzazione burocratica, uniti a quel necessario carisma che attua quell'amalgama vincente che lei, Presidente, ha dimostrato di saper sintetizzare. Nel ringraziarvi per l'attenzione mi associo all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021, nella convinzione quest'anno che la buona volontà di tutti lo renda migliore di quello trascorso, anche perché sarebbe davvero difficile il contrario. Grazie. In piedi. Formalmente aperto l'anno giudiziario 2021. Dichiaro aperto l'anno giudiziario 2021 per il distretto di Venezia. Vi ringrazio tutti di cuore di aver partecipato, di aver voluto presenziare a questa cerimonia speciale sotto tanti profili, e ringrazio tutti per le belle parole che mi hanno espresso e mi accompagneranno. Io spero di mantenere questo mio entusiasmo e di mantenere progettualità, nel senso che me ne vado per raggiunti limiti di età, ma io non ci credo. Io mi sento ancora quella di 40 anni fa, 50 anni fa, soprattutto per l'entusiasmo che ho dentro, e credo che una persona invecchia quando non ha più progettualità, non vive più di sogni, ma pensa al passato. Ecco, io spero che questo per me non avvenga mai. Vi ringrazio veramente di cuore.
Rientriamo in studio. Questa è la cerimonia ufficiale ai tempi del Covid, dell'avvio, per l'avvio dell'anno giudiziario in Veneto. Tanti temi che sono stati affrontati dalla Presidente della Corte d'Appello di Venezia. Fra poco metteremo tutti questi temi in fila anche grazie a Carlo Nordio che è già collegato. Ma la cronaca incombe e ci porta per qualche seconda, ecco, vedete Carlo Nordio, buongiorno dottor Nordio, ma la cronaca ci porta subito a Belluno, perché a Belluno c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 2,8 sulla scala Richter questa mattina alle 10:56, ma ci racconta tutto in diretta Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Cristian, devo correggere perché INGV ha appena riferito anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. INGV ha rifatto i calcoli, la magnitudo è stata di grado 3,0 della scala Richter, è stata una scossa di terremoto molto superficiale ed è per questo che la sensazione netta che i cittadini hanno avuto è stato proprio non solo di un fortissimo boato, ma anche la sensazione di essere sollevati letteralmente da terra e poi ributtati immediatamente giù. L'epicentro è stato localizzato proprio in città, nella primissima periferia della città, fra le località di Giamosa e di Mier, dove mi trovo in questo momento per parlare anche con un geologo che qui vive e che ci racconterà quali sono gli ulteriori dettagli di questo evento, che non è isolato perché in questi giorni sono state ripetute le scosse di terremoto che hanno colpito tutta la fascia pedemontana a partire dalla zona dell'Alpago, ma anche in Friuli, e con l'assessore Bottacin si rifletteva sul fatto che c'è questa forte attività che si sta ripetendo da diversi giorni. Ora, proprio nella scorsa settimana sapete che è stata diffusa la nuova mappa delle aree più a rischio per quanto riguarda gli eventi sismici, e la provincia di Belluno è proprio fra le aree più a rischio in Italia, per cui l'assessore Bottacin conviene sul fatto che bisogna cercare di mantenere la calma e naturalmente di ricordare quali sono le indicazioni che servono per la protezione personale delle persone. Potrebbero verificarsi, insomma, la scienza esatta non garantisce la previsione dei terremoti, certo è che potrebbero verificarsi altre scosse, non solo oggi ma anche nei prossimi giorni, sempre lungo la fascia pedemontana. Certo. Tiziana, ti ringrazio per questa tua testimonianza, ovviamente tutti i dettagli nel corso della diretta, non esitare a contattarci se ci sono aggiornamenti. Grazie a Tiziana Bolognani, certo, da Belluno. Grazie a te e a voi. Grazie Tiziana, quindi un aggiornamento doveroso di cronaca, ma ritorniamo sui temi affrontati questa mattina in Corte d'Appello a Venezia, perché mai come quest'anno abbiamo assistito ad una cerimonia ricca di spunti anche di cronaca, di attualità, una giustizia alle prese con il Covid, con lo slittamento dei processi penali e civili, la Presidente che ha parlato espressamente di uno tsunami con il rischio di un sovraccarico nel 2021, ma c'è poi lo tsunami interno alla magistratura con il caso Palamara. Dottor Nordio, buongiorno, grazie davvero per essere qui con noi. Lei ha ascoltato, lo so, in diretta le parole della Presidente Marini. Vorrei una sua reazione a caldo. La Presidente Marini ha dimostrato di essere quello che già sapevamo, cioè un magistrato di eccezionale preparazione e sensibilità. L'unico rammarico è che in base a una legge
perlomeno balorda, una personalità così eminente ed efficiente debba essere rottamata per limiti di età, soprattutto in un momento in cui, come è stato da tutti ricordato, vi è una forte carenza di magistrati e vi è una impossibilità di ricostruire l'organico in base anche alla lentezza burocratica dei concorsi. Questa è la prima impressione. La seconda, che mi è piaciuta molto, ma qui subentra un po' di vanità personale, è perché la stessa Presidente ha evocato come uno dei rimedi per ridare credibilità a questa giustizia e anche alla stessa magistratura dopo lo scandalo Palamara, il sistema del sorteggio. Io questo sistema, correntizio, l'ho criticato 25 anni fa e sono stato anche chiamato dai probiviri dell'Associazione Nazionale Magistrati. Naturalmente non ci sono andato, li ho mandati al diavolo, però sono stato chiamato perché sembrava un'eresia. E invece oggi si capisce che se non si passa a un sistema misto, quantomeno con il sorteggio, e quindi non si tagliano i legami che vincolano gli elettori con gli eletti, la malattia mortale delle correnti mina e minerà sempre di più la credibilità della magistratura, che peraltro è stata irrimediabilmente compromessa con il caso Palamara, di cui si parla ancora poco, però che prima o dopo esploderà in tutta la sua virulenza, e io su questo spero che un giorno vi sia una commissione parlamentare che indaghi senza i silenzi e senza le omissioni che ancora oggi caratterizzano gli atteggiamenti di molti magistrati, che pure sono stati chiamati in causa dallo stesso Palamara, il quale, ricordiamo, non era l'ultimo arrivato, ma era il presidente dell'associazione, al quale molti facevano capo per chiedere favori e ottenerli e via dicendo. Quindi la magistratura è uscita devastata, anche se fa finta di nulla, dallo scandalo Palamara. Per fortuna ci sono ancora magistrati come la Presidente Marini che ci ridà fiducia, ma ripeto, in base a una legge balorda anche questi magistrati se ne vanno. Ecco, andrà in pensione a metà febbraio. Abbiamo sentito anche il suo saluto commosso non solo ai colleghi ma a Venezia, perché comunque la Marini si è sempre battuta anche per la specificità, diciamo così, della giustizia veneziana. Le chiedo, dottor Nordio, c'è questa specificità veneziana di cui parla la Presidente Marini? Beh, c'è sotto molti aspetti, ma direi che il primo è quello della unicità di Venezia come sede giudiziaria e come città. Cioè lavorare a Venezia, come ha detto la stessa Presidente, è molto più costoso, molto più difficoltoso e molto più tante cose rispetto a tutte le città d'Italia. Non occorre certo che qui facciamo la Geremiade sulle differenze tra Venezia, una città che non ha strade, non ha nemmeno le fogne rispetto al resto del paese. È molto più costoso e molto più difficile lavorare a Venezia, e quindi anche sotto questo profilo bisognerebbe prendere dei provvedimenti pratici per incentivare sia i magistrati ma soprattutto quelli che guadagnano molto di meno, cioè gli amministrativi, a lavorare a Venezia. Un'altra cosa che ho molto apprezzato della Presidente è l'accenno al reclutamento regionale, quantomeno parziale, dei magistrati, per evitare che ci sia appunto questa emigrazione di magistrati che arrivano qui da varie parti d'Italia e dopo 3 o 4 anni se ne vanno, lasciando degli scoperti che poi vengono comunque, diciamo così, integrati a distanza di tempo, sempre per quella maledizione burocratica che affligge l'Italia e in particolare la giustizia. E anche questo è un aspetto sicuramente importante e cruciale per la città di Venezia. Dottor Nordio, le chiedo se può pazientare proprio qualche istante perché abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria. A dopo. Di nuovo in diretta, siamo collegati con Carlo Nordio, non ha bisogno ovviamente di presentazioni. Per attirare le fila di questa giornata sul fronte della giustizia abbiamo trasmesso l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Veneto. Stavamo parlando del caso Palamara e della salute, diciamo così, della condizione di salute della giustizia italiana e veneta in particolare. Dottor Nordio, c'è poi un altro
elemento, un altro tassello in questo puzzle e riguarda di fatto le mancate comunicazioni politiche del ministro uscente Bonafede al Parlamento questa settimana. Doveva esserci sul tavolo la questione della prescrizione. Ovviamente il Premier Conte ha anticipato la crisi, ma resta il tema di una giustizia che va riformata anche a livello processuale, soprattutto a livello processuale. Il fatto che il governo Conte sia caduto, o meglio si sia afflosciato prima ancora di cadere, perché non avrebbe avuto la maggioranza sulla risoluzione della giustizia presentata dal ministro Bonafede, è una sorta di nemesi storica, perché tra le tante inefficienze di questo governo, assolutamente secondo me inadeguato, una delle più vergognose è stata quella della prescrizione, della riforma sulla prescrizione, che ha allungato a dismisura i processi in barba al dettato costituzionale che ne prescrive una ragionevole durata. Quindi, ripeto, una nemesi storica alla quale il povero ministro ha cercato di rimediare senza un dibattito, ma presentando un documento lungo, prolisso, pieno di banalità enfatiche, dove mancava soltanto la pace nel mondo. E si è limitato a dire che occorrevano molte risorse. Ora, che le risorse siano necessarie per la giustizia è quasi banale dirlo, perché la giustizia è sempre stata la Cenerentola nei nostri bilanci, ma immettere nuova benzina, come ha detto il ministro o l'ex ministro, nella macchina della giustizia è inutile se non riformi la macchina, perché sarebbe come dare del nutrimento forzoso a un organismo malato che si mangia anche quello che gli dai. Prima devi guarire l'organismo. E la malattia dell'organismo risiede in due codici che sono da riformare. Il codice di procedura civile, che è quello che regola i processi civili, quindi le cause, gli adempimenti contrattuali, le obbligazioni, i testamenti, le cause di lavoro, le separazioni coniugali, eccetera, eccetera, e che è estremamente ingarbugliato e, malgrado tutta la buona volontà che oggi ha dimostrato e ci ha raccontato la Presidente Marini, che ha fatto veramente dei miracoli, però se hai una 500 sgangherata non puoi trasformarla, non dico in una Ferrari, ma neanche in una 2000 di cilindrata per farla andare più veloce. Al massimo puoi fare, come ha fatto la Presidente Marini, rimetterla a posto con il massimo della bravura, come ha fatto lei, ma più di tanto non ottieni. E poi in secondo luogo il processo penale, che è completamente sfasciato, perché noi abbiamo introdotto un processo alla Perry Mason 30 anni fa che era assolutamente incompatibile con la nostra Costituzione, che a suo tempo aveva di mira il processo Rocco, che era un processo inquisitorio, certo. E quindi anche lì abbiamo avuto una Ferrari col motore della 500 che si è inceppata. Quindi è inutile parlare tanto di risorse adesso se prima non cambi i due veicoli. Diciamo che i due fronti devono essere portati avanti contemporaneamente, risorse Direi quello civile ancora di più di quello penale, perché quello penale purtroppo ormai ci siamo rassegnati a una sorta di inciviltà giustizialista e giacobina, però quello che incide di più in questo momento di emergenza è la giustizia civile, che ci costa 2 punti di PIL all'anno nel suo rallentamento, perché nessuno investe più in Italia, perché non c'è la certezza del diritto. Quindi paradossalmente, detto da un ex pubblico ministero che per 40 anni ha fatto il giudice penale, la riforma della giustizia civile oggi è più urgente. E lei tra l'altro in un suo fondo sul Messaggero e sul Gazzettino ha detto copiamo dai tedeschi a questo punto. Certo, il sistema tedesco, se si va a vedere, io ho avuto l'onore di presiedere un gruppo di studio della Ambrosetti House, la casa Ambrosetti che fa i meeting a Cernobbio. Abbiamo studiato alcuni sistemi e abbiamo visto quanto costa all'Italia la lentezza e lo sfascio della giustizia civile e come funziona negli altri paesi. Il sistema tedesco, che peraltro ha un numero di magistrati superiore al nostro, ma non è quello il problema, è molto più razionale, molto più semplice, senza eliminare per questo né le garanzie
né i diritti delle parti a esprimere le loro ragioni. Ripeto, bisogna essere più efficienti e meno burocratici. Certo. Ma in Italia, quando si fa una legge per semplificare un articolo, se ne fanno 10, e quindi è una veste di nesso che noi ci trasciniamo appresso, una maledizione di Dio che non riusciamo a togliere. E dottor Nordio, l'abbiamo sentita alle 10:30, l'abbiamo evocata più volte, adesso è collegata con noi, con il nostro Filippo Fois da Venezia, dalla Corte d'Appello, la Presidente Marini. Buongiorno innanzitutto Filippo, buongiorno Presidente. Filippo, te la linea. Buongiorno Cristian, purtroppo ti devo subito correggere perché non siamo in Corte d'Appello, siamo proprio al Tribunale di Venezia per motivi di Covid. Quest'anno l'inaugurazione dell'anno giudiziario si è svolto qui. Presidente, questa è l'ultima inaugurazione che lei fa con la toga addosso. Che situazione lascia qui a Venezia? Allora, come ho detto, è una situazione piena di promesse. Nel senso che si sono realizzati molti obiettivi che mi ero prefissa e soprattutto sono state eliminate o comunque in via di eliminazione le criticità strutturali, cioè quella della disseminazione delle sedi, della carenza di organico del personale di magistratura della Corte e del personale amministrativo. Sul caso Palamara lei ha dato, se mi consente, una tirata d'orecchie alla classe politica, ha detto si è persa un'occasione di riforma. Sì, si è persa un'occasione di riforma importante perché a mio avviso la magistratura non troverà, al di là delle parole, la capacità di una riscossa morale dall'interno. Occorre mettere le correnti in condizione di non condizionare più che tanto le nomine e quindi solo un Consiglio Superiore della Magistratura eletto tra una rosa di candidati estratti a sorte tra i magistrati può essere un efficace argine alle correnti, argine, non eliderle. In uno degli interventi che ci sono stati questa mattina è stato rilevato come fino a qualche tempo fa si parlasse come di virtuosità nella riduzione del personale dedicato alla giustizia, rilevando anche come in realtà invece questo sia stato poco lungimirante anche dal punto di vista economico, perché se non c'è una certezza della giustizia non ci saranno investitori stranieri che vengono qui. Una virtuosa, non ho capito, virtuosa riduzione del personale? Sì, credo che fosse il portavoce del Ministero della Giustizia che parlava che anni fa ci si vantava di aver ridotto il personale. Sì, certo, i concorsi per il personale amministrativo non venivano banditi dal 1998, quindi voi potete pensare come il personale negli anni è evaporato. Allora io dico, noi abbiamo delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo. Se le piante organiche sono quelle e non vengono ridotte, vuol dire che si pensa che per far funzionare il sistema occorre quel dato numero di persone. La macchina non può funzionare senza quel dato numero di persone, quindi non capisco le ragioni di vanto. Ma perché il Veneto ha questa carenza praticamente storica di personale? Allora, perché le piante organiche risalgono ad anni in cui il Veneto non era il motore dell'economia, era terra di emigrazione e non di immigrazione. Poi negli anni le cose sono cambiate, ma la struttura amministrativa fa fatica ad evolversi, non solo, ma è la stessa vicenda che è successa ora con l'incremento delle piante organiche dei magistrati, 11. Certo, è stato l'incremento più elevato a livello nazionale, ma noi partivamo veramente dal basso, quindi bisognava fare un incremento con dei criteri diversi, portare tutti al medesimo livello nel rapporto tra carichi di lavoro e magistrati in organico, dopodiché si distribuivano le risorse, invece questo non è stato fatto. Il procuratore generale Giancarlo Buonocore ha ricordato come siano sempre più gli imprenditori veneti che si affidano alla malavita organizzata. Questo è un campanello d'allarme gravissimo.
Questo è un campanello d'allarme gravissimo e proprio in questi giorni avrò una tavola rotonda con le varie istituzioni per cercare di meglio capire il fenomeno, ma soprattutto, secondo me, quello che noi dobbiamo cercare è di trovare un modo per prevenirlo, per intervenire prima, perché quando inizia il fenomeno non è ancora un fenomeno criminale, quindi la magistratura non può intervenire. Noi dobbiamo cercare di arrivare a comprendere prima quali sono i campanelli d'allarme e a trovare dei sistemi per evitare che questo accada. Cristian, se non ci sono domande io lascerei la Presidente libera. Allora, io vi ringrazio, grazie Filippo, grazie soprattutto alla Presidente. Penso che siano stati lanciati messaggi forti e chiari. Chiedo conferma al dottor Nordio. Mi sembra che la Presidente Marini sia stata tranchant. Sì, come ho detto all'inizio è stata eccezionale sia nel descrivere i sintomi e le cause delle malattie, sia nel prospettarne gli eventuali rimedi. Ho un forte dubbio che la politica la possa ascoltare, non certo questo governo e non certo questo ministro, però al di là delle, diciamo così, polemiche possibili, contingenti e attuali, bisogna dire che tutti i governi hanno considerato la giustizia, ripeto, un po' come la Cenerentola. Hanno avuto nei confronti della magistratura un atteggiamento molto strano, perché da una parte la temono, da una parte cercano di ingraziarsela, e anche qui è importante quello che è stato detto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, cioè eliminare questa porta girevole di magistrati che vanno e vengono dalla politica alla magistratura e poi rientrano. Un magistrato non dovrebbe fare politica né prima né durante, neanche dopo essere andato in quiescenza per varie ragioni, che non sto qui a dire perché non abbiamo tempo, ma almeno per rispettare il principio della separazione dei poteri. E quindi la politica in questo momento è ancora più assente di quanto non sia stata negli anni recenti, nei quali peraltro, ripeto, nei confronti della giustizia ha sempre tenuto un atteggiamento estremamente ambiguo e riduttivo. Quindi bisognerebbe tornare, per concludere, dottor Nordio, alla bella lezione di Montesquieu sulla separazione dei poteri, insomma, dobbiamo, certo. Ecco, dobbiamo ritornare a quella, oggi più che mai verrebbe da dire. Questa classe politica che legge Montesquieu, io non me lo vedo proprio, né il Ministro della Giustizia né tanti altri che siedono in Parlamento a leggere Montesquieu, probabilmente pensano che sia il nome di un formaggio francese. Bisognerebbe capire cosa stanno leggendo in questi giorni, forse il manuale Cencelli potrebbe essere. Prima di tutto leggono le email, i social, e quindi si esprimono appunto per frasi fatte e con un pensiero e un lessico preso un po' a prestito dalle banalità quotidiane. Poi il manuale Cencelli c'è sempre stato, ma lo scandalo non è tanto quello, perché quando si forma un governo la distribuzione delle poltrone è conseguenziale alla, diciamo così, alla proporzione dei poteri anche interdittivi che si hanno. Il fatto è che in questo momento si ha l'impressione che nessuno dei politici sappia dove andare, ma che ci vadano comunque convinti. Direi che ci possiamo lasciare con questa frase, dottor Nordio. Io la ringrazio davvero per questo suo intervento che fa da trade union in una giornata nella quale raccontiamo i vari fronti, quindi ci dà il modo, l'abbrivio per parlare adesso della crisi di governo. Grazie davvero, dottor Nordio, a presto e buon lavoro. Grazie agli amici trevigiani. Grazie. Arrivederci, grazie dottore. Allora, facciamo così, perché stanno arrivando, anzi uno è già arrivato, Federico Caner qui in studio, assessore regionale al turismo. Si collegherà da Roma anche Ettore Rosato, braccio destro di Renzi, coordinatore nazionale di Italia Viva, poi anche Alessandro Luigi Bisato, segretario del Partito Democratico Veneto. Tutto questo subito dopo la pubblicità.
Di nuovo in diretta, sono tutti schierati, ve li ho preannunciati poco fa. Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia Viva. Buongiorno Rosato. È già collegato anche Alessandro Luigi Bisato, segretario regionale del Partito Democratico. In studio, lo avete già visto poco fa, l'assessore regionale al turismo Lega Federico Canerra. Ma comincio con lei Rosato, perché insomma in questi giorni diciamo, lei è stato un protagonista assoluto a livello nazionale e diciamo la sua è stata una partita molto lunga. A che punto siamo, Rosato? Ieri c'è stata questa apertura di Crimi a Italia Viva, voi avete ben accolto questa apertura, ma di fatto ad un'ala del Movimento 5 Stelle non è piaciuta questa mossa di Crimi, sto parlando soprattutto di Alessandro Di Battista. A che punto siamo, Rosato? Ma intanto ieri diciamo, c'è stata l'ufficializzazione che non c'erano i cosiddetti responsabili e che per fare un governo era indispensabile farlo con noi. Bene il fatto che quindi tutte le dichiarazioni diciamo un po' belligeranti che erano state fatte nelle giornate precedenti sono rientrate. Adesso vedremo. Noi abbiamo posto dei problemi che li abbiamo posti prima della crisi, li abbiamo posti a novembre, anche prima. A novembre, il 5 novembre, c'è stato il primo e unico incontro tra i leader della coalizione con il Presidente del Consiglio. In quel momento si è detto che dovevano essere fatte delle cose che poi non sono state fatte. Questo naturalmente nelle settimane successive è esploso fino ad arrivare nel silenzio assoluto di come affrontare le questioni alle dimissioni delle nostre ministre, dimissioni faticose peraltro aggiungo, almeno da parte nostra. Quali sono le cose e i tentativi di riconciliazione che possono essere messi in campo? Noi abbiamo almeno tre emergenze in questo Paese. La prima è l'emergenza economica, che riguarda diciamo l'evidenza di una crisi che è trasversale, che riguarda i lavoratori dipendenti, tutti quelli che sono preoccupati che il 1° aprile finirà il blocco dei licenziamenti. Certo si può prorogare il blocco dei licenziamenti, ma non si può prorogare in eterno, anche perché non ci può essere un blocco dei fallimenti, e quindi bisogna capire come e cosa fare con quelle persone, quali sono le soluzioni che il governo mette a disposizione. Non può essere solo una cassa integrazione, bisogna capire quali sono gli strumenti per ricollocarli nel mondo del lavoro. La seconda questione riguarda, naturalmente nella crisi economica, non lo dico, lì c'è un assessore che segue il turismo, non serve che lo ricordi io della crisi tremenda che sta affrontando tutto il settore del commercio, del turismo, tutto il settore della piccola e media impresa, perché forse si salva un po' l'industria con le difficoltà comunque del caso, ma c'è tutto un settore che è veramente in ginocchio e non bastano i ristori per dargli una mano. Seconda questione, l'emergenza sanitaria. E l'emergenza sanitaria non è solo diciamo, la difficoltà di far funzionare il piano vaccini con le inefficienze che sono trasversali e che riguardano tutto il Paese, che riguardano sia lo Stato che le regioni, e con le preoccupazioni naturalmente per l'approvvigionamento che è una questione che sta sopra anche la capacità di governo e regioni, ma riguarda l'emergenza sanitaria che attraversa il Paese, che è di tutte quelle prestazioni che non ci sono più o che sono a scartamento ridotto, tutte quelle prestazioni che riguardano altre patologie. E il Covid resta la quarta causa di morte in questo Paese, anche in questa emergenza, e che oggi richiederebbero un finanziamento straordinario, un intervento straordinario. Quindi Rosato, lei ne fa diciamo così una questione di temi. Del resto lo stesso Renzi giovedì sera, uscendo dal colloquio con Mattarella, ha detto nomina assunta consequenza rerum, quindi lei
parla di cose sostanzialmente, però... So che non piacciono a voi piacerebbe che io parlo di nomi, chi fa il sottosegretario ai servizi. Sì, mi piacerebbe moltissimo, moltissimo. Una crisi sui problemi del paese, non sulle sedie. Le nostre ministre sono dimesse su questo, quindi cerchiamo di coerentemente, mi faccia dire il titolo della terza, capisco dopo l'archiviamo e parliamo delle cose che piacciono di più, è la crisi educativa di questo paese, perché siamo il paese che comunque ha le scuole chiuse da più tempo in Europa e i nostri ragazzi questa roba qui ce la debiteranno quando avranno 20 anni. Ecco, io vorrei aver fatto di tutto perché a questa crisi educativa ci siano delle risposte da parte dello Stato. Rosato, lei è vicepresidente della Camera, quindi lei conosce benissimo Roberto Fico. È la persona giusta in questi giorni per tirare un po' le fila del discorso? Ha fatto bene Mattarella a dare il mandato esplorativo a Fico? Devo dire, confesso, che se anche era un'altra persona le avrei detto che Mattarella ha fatto bene, perché Mattarella si è fatto tutte le consultazioni e quindi ha provato a capire esattamente da tutti i partiti quale fosse la figura più indicata per cucire questa situazione. Ma conoscendo Roberto Fico penso che lui abbia le caratteristiche anche personali per affrontare con determinazione, con la sufficiente, diciamo, capacità di provare a tessere una tela questo momento che comunque è molto complicato. Rosato, un Fico presidente del Consiglio dei Ministri, perché anche questa è un'ipotesi, farebbe scattare la presidenza della Camera a Rosato? Ma figuriamoci, meno male che l'ha girata così la domanda, ecco. No, non c'è proprio questo in mente, non c'è proprio questa questione, non è all'ordine del giorno. Poi il presidente Fico credo che abbia molto a cuore e molto chiara che il suo mandato è il mandato di cucire oggi, non di pensare chi fa il presidente della Camera domani o cosa fa lui, e mi sembra che da questo punto di vista anche da questo punto di vista il presidente Mattarella ha trovato la persona giusta. In questi giorni lei ha avuto un ruolo strategico, di fatto più volte ha cercato anche di in qualche modo gettare acqua sul fuoco delle dichiarazioni di Renzi. Le chiedo, è ipotizzabile un Conte Ter a questo punto? Cioè quello che sembrava un tabù fino a qualche giorno fa, adesso è un'ipotesi percorribile? Guardi, però mi consenta di dirle che io non ho gettato acqua sulle dichiarazioni di Renzi, perché io le dichiarazioni di Renzi le condivido tutte e penso che questa crisi sia stata necessaria e oggi ci accorgiamo ancora di più di quanto, forse c'è una consapevolezza maggiore di quanto questa crisi sia stata necessaria e di quanto il governo precedente fosse debole per affrontare questa crisi, con tutto rispetto per le persone coinvolte, e nella consapevolezza anche della difficoltà. Questo era il momento per fare la crisi, perché questo è il momento in cui ci vuole un governo straordinariamente capace per affrontarla. Detto questo, noi non abbiamo mai messo veti su nessuno, neanche su Giuseppe Conte. È stato Giuseppe Conte che ha detto mai più con Renzi, mai più con Italia Viva, non noi. L'hanno detto altri, mai più con Italia Viva, non noi. Noi non abbiamo detto mai veti, non abbiamo mai posto veti a nessuno. Quello che abbiamo posto è sì, o si cambia l'agenda politica di questo governo e si guarda quello che succede fuori dai palazzi, oppure noi non riusciremo mai a essere all'altezza della sfida. L'Italia purtroppo è l'economia che sta indietreggiando di più in Europa. Cioè non è che possiamo continuare a raccontare al mondo, a raccontare agli italiani che siamo i più bravi del mondo, perché non è così. Dobbiamo avere la consapevolezza dei nostri limiti, dei nostri difetti e correggerli e dare risposte agli italiani che in questo momento si aspettano risposte, non comizi. E quindi noi ci siamo assunti la responsabilità di questa crisi e vogliamo uscire da vogliamo farne uscire il paese più forte e faremo tutto quello che serve per questo. Le chiedo proprio telegraficamente, martedì sera ci sarà una risposta, il quadro sarà più chiaro o rischiamo un'ulteriore melina?
No, io penso che martedì sera ci sarà sicuramente un quadro più chiaro. Intanto si saprà se tra i partiti di questa maggioranza c'è la possibilità di avere un'agenda politica condivisa e programmatica condivisa, che guardate è fondamentale per decidere cosa fare. Penso al recovery. Il recovery, come è stato scritto, ce l'ha detto Gentiloni, non lo ha detto Italia Viva, ce l'hanno detto tutte le categorie economiche e tutti i sindacati, così non va bene, va riscritto. Ecco, quelle cose lì, lo riscriviamo sì o no, oppure ci difendiamo quel testo che abbiamo fatto? Queste cose qui, la chiarezza su queste cose daranno la possibilità di chiudere anche sulla questione centrale, naturalmente, del nome del Presidente del Consiglio adatto a guidare questa transizione ed attuare quel programma. Vicepresidente, la ringrazio, grazie davvero, ci aggiorniamo ovviamente nei prossimi giorni e buon lavoro. Grazie, saluto anche gli ospiti. Grazie ad Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia Viva. Caner, parto da lei, poi vado subito da Bisato. Una reazione a caldo, perché insomma abbiamo appena sentito un protagonista assoluto di questo momento storico politico romano. Che cosa suscitano in lei le parole di Rosato? Ma guardi, io onestamente credo che sia noi come centrodestra, ma penso anche un po' il popolo italiano sia un po' anche stanco e stufo di questo balletto, perché effettivamente una crisi di questo tipo in questo momento, sinceramente, adesso al di là del fatto che al centrodestra possa anche tornare comodo per ovviamente fare un richiamo al voto, che tra l'altro noi diciamo da parecchio tempo, però onestamente in questo momento qua più di qualcuno l'ha visto come forse un tempo non adeguato, vista la crisi che stiamo vivendo, viste le difficoltà. Io poi che rappresento due settori in particolare della Regione Veneto, il turismo e l'agricoltura, che sono in forte sofferenza, in particolare il turismo con un meno 60%, quindi qui abbiamo situazioni dove c'è gente che ha bisogno di lavorare, ha bisogno di mettere insieme il pranzo con la cena, ecco, questa è la verità. Quindi è ovvio che vedere queste cose, questi balletti, queste situazioni governative non fanno piacere. Quindi noi in un momento come questo, ovviamente, vista la situazione, diciamo di tornare al voto subito. Dopodiché vedremo Fico cosa riuscirà ad ottenere. Io non sono convinto onestamente, rispetto a quanto diceva Rosato, che sia la persona più adatta per mettere insieme le varie anime e creare un Conte Ter o qualcos'altro. Ecco, quindi credo che alla fine poi si arrivi ad una situazione e soluzione diversa, che è o il voto immediato, anche se, ripeto, onestamente, lo dico da cittadino, magari in questo momento storico non sarebbe stato il massimo, oppure probabilmente a un governo istituzionale di altro tipo. Bisato ha sentito Rosato, quindi diciamo che Italia Viva fino a 2 settimane fa era alleato del Partito Democratico, PD che ha mantenuto la linea in questi giorni, ma chiedo anche a lei una reazione su quello che abbiamo sentito da Rosato e che abbiamo visto ieri sera al Colle. Ci sarà questo Conte Ter, sì o no? Guardi, io penso che il mandato esplorativo del Presidente della Camera sia il chiaro segnale che c'è un tentativo in atto molto forte per trovare una quadratura e trovarla velocemente, ma che non si volesse già esporre il Presidente del Consiglio uscente come dire, all'interlocuzione diretta, in particolare con Italia Viva, prima di aver trovato dichiaratamente la quadra da un punto di vista della ripartenza del governo del terzo governo Conte. E quindi Fico ha questo compito, ha il compito di capire se effettivamente, come ci ha detto poco tempo fa, pochi minuti fa, in maniera molto brillante Rosato, si tratta solo di fare un patto di fine legislatura sulle cose concrete. Molte delle cose che chiedeva Italia Viva le chiedevamo anche noi del Partito Democratico. C'era una sostanziale differenza. Noi, con senso di responsabilità, non abbiamo mai voluto strappare la corda arrivando a romperla. Ecco, questo è la pregiudiziale sostanziale tra noi e Italia Viva. Quindi, se ne ragione... Prego. Scusi Bisato, ma allora quello che si dice, Renzi è stato di fatto il rostro, chiamiamolo così, del Partito Democratico nel portare avanti in maniera
ovviamente sanguigna, potente, delle rivendicazioni che non erano solo quelle di Italia Viva. Forse poi la situazione è sfuggita di mano. Ma non proprio così, cioè il non detto di Rosato è, ma alla fine bisogna solo trovare la quadra dal punto di vista programmatico o bisogna trovare la quadra anche su chi svolgerà la funzione di primo ministro del governo italiano? Questa è la vera domanda delle prossime ore, perché se fosse già stato chiarito fin dai colloqui diretti dei partiti con il Presidente della Repubblica, probabilmente ci saremmo già trovati di fronte a una investitura a Conte, mentre serve un ulteriore passaggio di raffinamento, di raffinazione, ecco, del rapporto tra i partiti. Quindi in realtà noi non è del tutto giusto che abbiamo mandato avanti Renzi a fare l'occhio cattivo quando noi facevamo la parte. Noi avevamo un senso di responsabilità, avevamo chiesto da tempo un cambio di passo al governo. Da questo però, in piena pandemia, in maniera incomprensibile e inconciliabile con le istanze della popolazione, andare a fare una crisi di governo, tutto fuorché lo pensassimo. Quindi non saremmo mai arrivati lì e non abbiamo dato il compito di fare il lavoro sporco a Renzi. Noi siamo un'altra cosa, però adesso, per rispetto nei confronti del Paese, tra l'altro con un inciso fondamentale, nel non detto di Caner c'è una cosa che ieri Salvini ha detto dichiaratamente, che nemmeno la Lega è per andare al voto, anche se lo dice in pubblico, ma poi nel discorso post incontro con Mattarella gli esponenti del centrodestra hanno detto che sono eventualmente disponibili a fare un ragionamento per il Paese. Diciamo che sempre di più anche in casa vuol dire che c'è l'ipotesi di fare un governo. Certo, diciamo che sempre di più in casa centrodestra c'è comunque la linea, diciamo così, Giorgetti, quindi la linea più tenue rispetto a quella di... C'è sempre un poliziotto buono e un poliziotto cattivo, pare di capire, sia nel Partito Democratico sia nella maggioranza che nell'opposizione, così Caner. Ma guardi, perché di fatto la scorsa settimana, sempre per doveri di cronaca, avevamo l'europarlamentare della Lega Gian Antonio D'Arè, e Gian Antonio D'Arè ha condiviso di fatto la linea Giorgetti, quindi dicendo andiamo piano, ecco, cerchiamo di capire a 360 gradi quello che può accadere, insomma. Ma guardi, la Lega ha dimostrato in questi anni, penso che ormai siamo anche il partito più vecchio in Parlamento dal punto di vista del simbolo ormai, e quindi è un partito che non è più un partito soltanto un partito di lotta, ma è un partito di governo, quindi ci rendiamo perfettamente conto cosa significa anche andare al voto in questo momento storico. Io l'ho detto in premessa, lo dico da cittadino, ma lo dico anche da assessore della Regione Veneto, l'ha detto anche il Presidente Zaia, cioè ci rendiamo tutti conto che in questo momento è difficile. Ovvio è che se dobbiamo avere un governo incapace, che non è in grado di prendere delle decisioni, soprattutto in questo momento storico, guardi, noi dobbiamo decidere per esempio la ripartizione dei fondi del recovery plan. Io che mi occupo di agricoltura in questi giorni stiamo decidendo i criteri della ripartizione delle risorse del PSR, della PAC per i nostri agricoltori, con uno scontro che c'è ancora in piedi tra alcune regioni che vogliono continuare a tenere il criterio storico, cioè di continuare ad avere i soldi che hanno avuto in passato, mentre altri giustamente chiedono criteri oggettivi nuovi. Ci sono una valanga di risorse che vanno ripartite, serve un governo forte per fare queste cose qua e quindi delle due l'una, ripeto, o si va al voto subito. Ed è vero, io posso anche capire, e l'ho detto in premessa, che in questo momento è difficile per le ragioni che dicevamo, dall'altro è vero, c'è stata probabilmente un'apertura, anche se la nostra prima opzione è il voto, la seconda opzione però effettivamente è un governo istituzionale serio, forte e importante che gestisca queste risorse. Io sono preoccupato per le imprese. In questo momento storico, se noi non diamo le risorse alle nostre imprese, ma non lo dico solo io, penso che lo dica anche il collega, insomma un po' tutti in questo momento siamo preoccupati della situazione. Qui si rischia
che se queste imprese chiudono i battenti in questo momento, alcune non riapriranno più, quindi ne va dell'economia non solo del Veneto ma di tutto il paese, e penso che l'obiettivo principale per noi politici, ma meglio ancora amministratori in questo caso, di territorio, sia questo. Quindi in questo momento dobbiamo mettere da parte anche le logiche politiche per arrivare ad una soluzione condivisa. È vero che se non c'è, chiudo, il voto immediato che dia un governo stabile, a sto punto che ci sia un governo istituzionale importante che dia subito delle risposte. Bisato, tra l'altro c'è un numero, ecco, dalle vostre dichiarazioni mi è venuto in mente questo. Ieri la Confartigianato del Veneto, in particolare quella di Treviso, ha dato una cifra. Sono stati attivati 15 milioni di finanziamento all'interno dei fondi di garanzia in Veneto, 15 miliardi, scusate, 15 miliardi, di questi 3 in provincia di Treviso. Sono delle cifre mostruose che da un lato dimostrano la resilienza delle imprese venete, dall'altro però costituiscono indebitamento da qui ai prossimi anni, quindi la situazione economica è seria. Quindi Bisato, si deve per forza accelerare. Lei che è anche sindaco, penso che su questo sia d'accordo con Caner. Guardi, io sintetizzerei: si faccia presto e si faccia bene. Non è il tempo delle meline politiche, delle liturgie politiche. Si è aperta una crisi, non l'abbiamo aperta noi, con estremo senso di responsabilità. A un certo punto abbiamo detto, torto collo, se mi passa il termine, un po' tirati, che non c'era nessun veto nemmeno su Italia Viva. Molte sono persone che conosciamo, sono pezzi di strada fatti assieme. Non abbiamo capito, era inconcepibile quello che è successo. A un cittadino medio è risultato inconcepibile capire perché si aprisse una crisi nel bel mezzo di una pandemia tipo quella che stiamo vivendo. Detto questo, però, siccome l'acqua passata non macina più, bisogna affrontare la questione che abbiamo di fronte. Entro martedì, se le 4 gambe, le 3 gambe e mezzo che costituivano la precedente maggioranza riescono a ritrovare tra di loro una quadra che proietti il Paese, prima di tutto il governo e poi il Paese, ad avere una stabilità per l'anno e mezzo, 2 che manca alla fine della legislatura, lo si faccia subito, perché ha ragione profondamente lei quando dice che servono risposte. Cioè sono stati immessi nel mercato italiano 100 miliardi quest'anno, che gioco forza sono a debito, così come la stragrande parte delle risorse che arriveranno dall'Europa sono in parte a debito. Ma, come dire, delle due l'una, quando si è con l'acqua alla gola bisogna attaccarsi a qualsiasi cosa e farlo bene. L'importante è che le risorse del recovery, le risorse della SURE, che sono quelle per la cassa di integrazione, le risorse aggiuntive che sono già lì ferme nei ministeri per far partire le opere, mettano in moto una ripresa economica del Paese il giorno dopo che ne avremo la possibilità, perché la pandemia morderà meno. Ecco, questo bisogna fare e bisogna farlo ognuno rispetto al proprio pezzo di responsabilità, che sia territoriale, che sia regionale, che sia nazionale. Basta teatrini. Si trovi una composizione, la si trovi velocemente. Deve essere il Conte Ter. Noi abbiamo detto non è il nostro rappresentante, è un punto di equilibrio, deve capire che deve lavorare per tutti e non lavorare solo in proprio. Questo mi pare che sia un elemento forte anche per il designando Presidente del Consiglio, qualora lo fosse. Per tutti gli altri mettiamo da parte un po' di sano, adrenalina in conto proprio per il bene del Paese. Vi chiedo una battuta telegrafica a entrambi, perché fino a un anno fa, prima della pandemia, di fatto l'argomento politico era fondamentalmente uno ed era abbastanza trasversale, di fatto, quello dell'autonomia. Poi ogni forza politica lo declinava a suo modo. In questo
nuovo governo, nel nuovo governo che sarà governo ter, governo istituzionale, governissimo, ci sono tante espressioni a riguardo, ci sarà spazio per questa autonomia o il tema è scivolato proprio in fondo all'agenda politica nazionale, anche alla luce di quello che è successo proprio nella gestione dell'emergenza sanitaria tra Stato e Regioni? Caner, brevemente. Ma guardi, non v'è dubbio che il tema della pandemia ha assorbito tutte le attenzioni e quindi anche il tema dell'autonomia, pur rimanendo centrale soprattutto per noi, ovviamente è stato un po' così, se vogliamo, nascosto purtroppo. Però è anche vero che è un tema che è ancora all'ordine del giorno, anzi assolutamente lo deve essere, perché non dico che sia la soluzione di tutti i mali, però può aiutare veramente questo Paese a risolvere alcune problematiche. Guardi, io le dico solo una cosa, poco tempo fa partecipavo alla conferenza delle regioni, molto spesso ci sono in delega del Presidente Zaia e una delle discussioni che si è avuto è proprio il fatto che questo governo e questi ministeri sono troppo centralisti nella gestione delle risorse. Sul Recovery Fund non si sta ascoltando le richieste delle regioni, ci sono 209 miliardi da gestire, ma non solo questi, ma questi soldi devono essere messi a terra, come ricorda anche il Presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, che non è certo della Lega ma è di centrosinistra e che è il Presidente della Conferenza delle Regioni. Le regioni su queste hanno fatto un intervento e lo ha fatto persino il Presidente De Luca, ricordando una certa autonomia delle regioni e una progettualità. La Regione Veneto ha presentato 155 progetti per 23 miliardi di euro, cioè noi sappiamo come spendere i soldi e soprattutto farlo subito, perché abbiamo progetti definitivi e alcuni già esecutivi. Quindi io mi chiedo come fa un governo in questo momento gestire anche queste risorse senza ascoltare il territorio, oppure assorbire 3/4 delle risorse con decisioni ministeriali senza ascoltare gli enti locali. Ecco, autonomia è anche questo. Bisato, che effetto le fa sentire Caner che cita nell'ordine Bonaccini e poi De Luca? Perché Zaia era scontato, no? Ecco, le chiedo, ma a parte gli scherzi, lei anche da sindaco sul tema dell'autonomia, è un tema che è ancora prioritario? È sicuramente prioritario. Va detto anche che quello che è successo con la pandemia, anche e soprattutto in ambito sanitario, chiede una riflessione. Attenzione, io non sto sconfessando tutto un pezzo di storia anche personale rispetto a quello che è successo in questi ultimi anni in Veneto. Io penso che ne sia stata fatta però un'iperbole comunicativa che ha trasferito che ha spostato l'asse rispetto a quello che originariamente è previsto in Costituzione e che dovrebbe essere applicato, ossia un'autonomia amministrativa. Altra cosa è creare un paradigma per cui ogni regione dovrebbe fare a sé. Quella è un'altra cosa, non è l'autonomia amministrativa prevista nell'articolo 117 della Costituzione, 116 e 117 della Costituzione. E la dimostrazione in piena pandemia è palese. Non si possono avere 20 sistemi sanitari differenti. Serve, e lo specifico perché altrimenti sembra che mi stia rimangiando quello che ho detto fino a 10 secondi prima, serve una cornice nazionale generale di impronta politico che determina le basi e le priorità, che siano uguali per tutti in qualsiasi lembo di questo territorio nazionale, e poi ai territori si dia tanta e tale autonomia da far correre meglio chi è più rapido, chi è più efficiente, chi è più sul pezzo dal punto di vista territoriale. Ma prima di tutto serve una cornice generale. Le conseguenze anche in ambito di gestione sanitaria con 20 teste sono la conseguenza di quello che poi abbiamo visto nel concreto, nel vissuto di questo anno. E non sono in contrapposizione, le due cose non sono in contrapposizione, anche se tante volte si vuole metterle in contrapposizione. Caner? Bisato, scusa, non voglio interromperti, però guarda che la cornice noi l'abbiamo proposta e anche in maniera molto chiara, rispettando anche tutti gli articoli della Costituzione. Su questo però non abbiamo mai avuto risposte politiche e non è un tema soltanto della Regione Veneto, quindi su questo onestamente penso che il governo debba dire molto di più. Diciamo che la
pandemia ha congelato, sì, me ne questo sto è un dato di fatto. accorgendo proprio anche in questi minuti, ha congelato davvero il dibattito, ed è il dibattito di un anno fa di fatto, perché non c'è l'autonomia, ci sono le autonomie e diversi modi anche di intendere l'autonomia da destra a sinistra, certo. E quindi il dibattito è aperto, si tratta di capire se e quando sarà ripreso in mano. Bisato, grazie davvero per questo suo intervento, grazie quindi ad Alessandro Luigi Bisato, segretario del Partito Democratico in Veneto e sindaco. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti quanti i telespettatori. Grazie, ciao. Grazie Bisato. Resta con noi invece Caner per entrare nel merito di altri argomenti, diciamo così, perché ovviamente c'è un turismo in ginocchio, lo stiamo raccontando da mesi, ed è di fatto l'epicentro dell'emergenza economica. Del resto parliamo del comparto principale in Veneto, il 13% del PIL. Ieri, ve lo abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, è stato presentato l'osservatorio turistico regionale decentrato, scusate, non decentrato, federato, pardon. A proposito di autonomia, e di federalismo. Sì, non capisco neanche più cosa. E di fatto è stato lanciato anche un altro progetto collaterale, una piattaforma digitale che di fatto propone varie ricerche, trend, si chiama Piazza dei Saperi. Lo ha presentato questo progetto con Mario Pozza, presidente di Union Camere del Veneto. Di fatto si tratta di uno strumento per prevenire anche in qualche modo la crisi e programmare la ripartenza. Possiamo parlare di ripartenza per il 2021? Ma guardi, io mi sento di dire di sì, ma non perché voglio fare l'ottimista, sicuramente non sono un pessimista. Non voglio fare esageratamente l'ottimista, ma il realista sì. E i segnali di ripartenza noi comunque li abbiamo. Guardi, le do soltanto due flash che non sono neanche dei dati, però sono indicazioni. Innanzitutto c'è qualcuno che sta già cominciando a programmare i prossimi mesi con un aumento dei prezzi delle camere, per esempio, in determinati settori, il che significa che si prevede, parlo dei grandi tour operator ovviamente, e quindi si prevede una piccola ripresa. Per esempio Amazon sta distribuendo, ha acquistato circa 70 milioni di smart box da vendere. Sapete quali sono gli smart box? Sì, sono quei pacchetti che si vendono, che si trovano un po' ovunque, e da vendere, da commercializzare attraverso appunto la propria piattaforma. Ora, parliamoci chiaro, non sto dicendo che il turismo riparte dagli smart box di Amazon, però sto dicendo che se le grandi catene, chi si muove a livello internazionale, sta già anticipando quelle che possono essere le premesse future, allora significa che qualche segnale positivo potrà esserci. Di sicuro il 2021 non potrà essere peggiore del 2020, ma sicuramente lo sarà migliorativo per due semplici ragioni. Uno, che cominciamo a vedere gli effetti dei vaccini, anche seppur in ritardo, con tutte le problematiche che abbiamo visto, l'incapacità di questo governo di gestirli, però da giugno io sono convinto che la situazione sarà diversa per la campagna vaccinale, per l'immunità di gregge che comunque ci sarà, e poi guardi, noi auspichiamo, visto che lei proviene anche dai territori montani, che dal 15 febbraio ci sia anche questa auspicata apertura degli impianti a fune, no, che ci permetterà magari di andare a sciare con un protocollo di sicurezza che le regioni hanno chiesto e hanno fatto approvare al governo, alla CTS e al governo. E questo ultimo aspetto lo chiederei al nostro nuovo ospite, sempre graditissimo, lo saluto e lo ringrazio, da Cortina, Christian Ghedina, campionissimo, che insomma tutti voi conoscete, inutile che mi dilunghi in presentazioni. Buongiorno Christian. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Qui l'assessore parlava di questa riapertura degli impianti per il 15 di febbraio. Ci credi, non ci credi? Che impressioni hai?
Ci credo o non ci credo? Ci spero. Un terno all'otto, non lo so neanche se può essere un bene o un male, perché dicevano proprio, anche facendo un po' di conti, aprire sì, chiaro, dai dei servizi, però siamo andati molto avanti, e aprire vuol dire aprire con tutte le misure di sicurezza, non è che aprire come se non ci fosse stato il virus, vuol dire aprire seguendo i protocolli e avere la gente contingentata sugli IC, sugli impianti di risalita, di conseguenza una società di impianti, una qualsiasi, che apre, si fa i suoi conti e dice sì, io devo mettere in campo tanto personale, tanto lavoro, i gatti, tutto quello che ci va dietro, e vale la candela. Magari sì, mi faccio un po' di pubblicità, faccio un servizio, sono aperto, però non è che puoi fare ammassare la gente, perché devi rispettare i protocolli. Quindi non lo so, io mi auguro che si possa aprire, però è difficile. Queste non sono scelte sicuramente che devo fare io. Certo. E poi anche qua dipende sostanzialmente anche dal dibattito che stiamo seguendo come emittente, dipende anche dalla grandezza poi dell'impianto, della pista, dipende da tanti fattori. Però in questo grande caos generalizzato c'è una certezza, e per fortuna che è così, perché mancano 8 giorni a uno degli eventi più importanti della stagione sportiva a livello mondiale, ai mondiali di sci di Cortina 2021. Non sono i mondiali che il territorio veneto, bellunese, Lampezzo si aspettava, né quelli che si meritava per certi versi, però di fatto i mondiali restano. Che mondiali saranno e qual è l'attesa a Cortina, Christian? per fortuna restano, perché c'è stata incertezza fino all'ultimo se si andava avanti o no, non si sapeva, non si capiva bene, e questo sarebbe stato, se non si fossero potuti fare, sarebbe stato veramente un grande danno a tutti quanti, diciamo in primis al nostro paese, un paese come Cortina, però a tutto quello che ci va dietro, la provincia, la regione e la nazione. Insomma, il mondiale è stato assegnato, vengono assegnati 5 anni prima, quindi fai tutto un lavoro per cercare di portare a termine un mondiale nel migliore dei modi. Questo insomma è stato un po' un lavoro fatto un po' singhiozzo, perché ci si è dovuti adeguare a tutte le varie normative, e diciamo la fondazione, io della quale sono anche ambassador, sono fiduciosi, sono contenti, hanno lavorato bene, sono gasati. Nonostante non ci sia il pubblico, stanno continuando a lavorare, perché ormai manca pochissimo. Domenica prossima, fra 8 giorni, ci sarà l'inaugurazione, inaugurazione anche in diretta alle 18 su Rai 2, e di conseguenza si spera che, visto che neve ce n'è a bizzeffe, pubblico non ce n'è, si spera però che almeno il tempo ci dia una mano, perché la neve proprio non manca. Ecco, questa è un'altra certezza che abbiamo, insomma. Le immagini che arrivano da Cortina sono sempre impressionanti, perché a memoria d'uomo, non so, personalmente da campionissimo tu ti ricordi qualche nevicata analoga? Ma il 2014 ha nevicato anche un pochino di più, però l'ha fatta tutte in una volta sola. Qua ha nevicato in 2 o 3 fasi, tanto forse non ha raggiunto le altezze del 2014, perché io lo vedo proprio il rapporto della strada che faccio con la fresa davanti a casa, e nel 2014 facevo fatica a fare passare oltre la neve perché non riuscivo ad andare, era talmente alta il mucchio di neve che c'era in parte della strada che non riuscivo, e quindi ce n'era un po' di più. È una verifica proprio empirica, diciamo. Allora, Christian, tra l'altro, ecco, tu parlavi di un evento importante, diamo qualche numero, perché
I mondiali di sci di Cortina saranno visti da 500 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Questo è il primo dato di partenza. Ci saranno diversi media internazionali, 450 broadcaster, significa 450 emittenti televisive non solo da tutto il mondo, 250 fra giornalisti e fotografi. Sono numeri impressionanti, cioè di fatto sarà una vetrina importante questa per Cortina e per le Dolomiti, o no Christian? Questa è una vetrina importante e fortuna c'è tutto questo, perché insomma il pubblico avrebbe portato veramente tanto, anche l'emozione, la gioia anche per un atleta che vince una medaglia è diversa rispetto a quella di gioire senza pubblico, senza gente, senza i tuoi tifosi. Però abbiamo la fortuna, insomma, che al giorno d'oggi c'è la televisione e questo viene trasmesso e comunicato attraverso televisione e giornali in tutto il mondo. Sarà un po' un danno perché non avendo gli spettatori purtroppo non ci sarà un indotto che Cortina anche ci contava molto, perché tutti i negozi, rifugi, ristoranti, alberghi purtroppo lavorano poco, perché la gente quando viene al mondiale in 15 giorni, insomma, erano previste 120.000 persone che giravano per Cortina e guardavano le gare, portano sicuramente fatturato. Queste non ci saranno, ma l'importante è che sia la televisione e questo è un bene. Difatti si cerca di fare, anzi la fondazione ha cercato di fare tutto nel migliore dei modi per dare maggiore visibilità al nostro paese, facendo anche delle cose diverse, particolari e puntando più sull'aspetto televisivo e non di offrire servizi alla gente che viene in loco, perché quella non c'è. Ghedina cita giustamente la Fondazione Cortina 2021 presieduta da Alessandro Benetton, ricordiamolo, poi amministratore delegato è Valerio Giacobbi, fondazione che si interfaccia regolarmente con la regione di fatto, e voi sarete presenti. Certo. Noi siamo presenti, la regione fa parte, io tra l'altro sono in CDA nel Consiglio di amministrazione della Fondazione proprio per conto della regione. Tenete conto che questa situazione ci ha messo in forte difficoltà, però nonostante questo io credo sia anche un miracolo dire che siamo riusciti comunque a tenere i mondiali di Cortina nonostante la pandemia. Lo abbiamo fatto non con pochi sforzi, perché penso anche alle risorse economiche che la Regione ha dovuto mettere in campo in maniera aggiuntiva assieme anche al Comune di Cortina e alla provincia di Belluno, per sopperire anche alla mancanza per esempio di tutto il merchandising e quindi delle entrate del merchandising, dall'entrata dell'assenza dei ticket del pubblico, insomma da una serie di problematiche. Però devo anche dire che l'attenzione mediatica che ci sarà e che è stata citata prima con 500 milioni di spettatori ci aiuterà lo stesso a fare una grande promozione internazionale della nostra terra, tant'è vero che noi saremo presenti con Casa Veneto all'interno dell'hotel della Post, all'interno lì avremo una serie di iniziative di collegamento con Sky Sport, per esempio in due passaggi molto chiari, a mezzogiorno e alle 19, dove appunto si farà vedere anche quello che è il territorio veneto. Ci sono iniziative legate anche al turismo e all'agricoltura, perché penso anche a forchette stellari, quindi ci saranno 6 chef nostri veneti che presenteranno le ricette collegate al territorio, quindi insomma c'è tutto un lavoro che faremo purtroppo in assenza di pubblico ma utilizzando i mass media. Ma io vorrei però ricordare una cosa a Christian, perché giustamente lui come tanti operatori dicono ma ha senso riaprire, torno al tema degli impianti a fune, ha senso riaprire da metà febbraio? Allora guardate che la posizione della Regione Veneto al governo è sempre stata in primis ristori immediati, come se la stagione fosse totalmente persa, perché è così da un certo punto di vista, sia per gli impianti a fune che anche per gli albergatori, per i maestri di sci, per tutti coloro che lavorano attorno all'indotto, ai commercianti e quant'altro. Quindi anche perché il Natale di fatto, che è la parte più importante, è stata persa, quindi ristori immediati totali. Dopodiché per una questione di immagine, per una questione se vogliamo anche psicologica, per venire incontro anche alla nostra gente che ha voglia anche di andare a sciare, sarebbe un delitto con questa neve qua, noi diciamo che se è possibile uno spiraglio di riapertura
prima possibile, con un protocollo di sicurezza che abbiamo fatto approvare noi regioni del nord dell'arco alpino. Penso che questo sia possibile. Diciamo che il messaggio è che la riapertura il 15 di febbraio, se sarà, non dovrà essere un alibi a non erogare i ristori. Direi che questa è la sintesi perfetta. Ecco, tutto questo lavoro a cosa serve? Serve a mostrare le Dolomiti a livello internazionale, serve come veicolo ovviamente di marketing territoriale, chiamiamolo come vogliamo, ma l'obiettivo finale sono le Olimpiadi 2026, Christian. Esatto, sì, e questo anche proprio su questo tema qua io volevo spendere una parola anche in funzione del fatto che sia il mondiale adesso che c'è ormai fra una settimana, e tutto quello che è stato realizzato e fatto è stato fatto anche in funzione del rispetto alla natura e anche questo adesso del rispetto dell'ambiente, perché adesso questo è un tema molto sentito, molto delicato, perché alla fine noi viviamo su questa terra, se ci diamo la zappa sui piedi da soli, questo ci provochiamo un danno da soli. Quindi sia il mondiale che le Olimpiadi verranno anche adesso un po' il tema delle Olimpiadi, perché si stava andando un po' troppo oltre, ma questo tema qua è importante e fondamentale. Io anche sono favorevole del fatto che ci siano le Olimpiadi un po' allargate, come dicono, no? In gergo, e danno a chi di dovere, chi è più strutturato, i vari sport da portare a termine. Quindi Cortina ci saranno lo sci alpino femminile, che possiamo, diciamo, sull'onda del mondiale siamo pronti, poi ci sarà la pista da bob dove verranno fatte 3 specialità, il bob, lo slittino e lo skeleton. Anche la pista sarà sempre nella stessa zona dove c'è adesso e verrà rifatta, e poi il curling, che è una struttura che insomma Cortina ha anche una buona squadra. Assolutamente, è una delle eccellenze della Conca. Tra l'altro, se non sbaglio, Christian, adesso c'è il Super G di Garmisch, vedo dalle agenzie che la Goggia è fuori dal podio per un soffio, ma al di là della cronaca di oggi, cosa prevedi dal 7 al 21? Gli azzurri e le azzurre come si comporteranno? Un tuo pronostico? Ma io sono fiducioso, insomma, mi hanno già intervistato, mi hanno chiesto, l'ultimo mondiale si sono vinte 3 medaglie per gli italiani, e non so se Rod, il presidente della FIGI, lui si è sbilanciato, ha detto: io insomma 3 non mi accontenterei, io punterei a 4 medaglie, di portare a casa 4 medaglie al mondiale. E io ho detto che secondo me anche invece l'Italia, col potenziale che ha di atleti che ha adesso, di medaglie se ne possono fare anche 5, però si sa che il mondiale è una gara secca, una gara unica, deve andare tutto per il verso giusto. In più anche bisogna sperare che non ci siano intoppi in funzione del tempo, quello che ho detto prima, che il tempo fa 50-60% della manifestazione. Se dovesse nevicare, venire brutto tempo, che iniziano a cancellare le gare, le possibilità di vincere tutte queste medaglie diventano ridotte. Diciamo che se nevica ancora dobbiamo porci qualche problema proprio di giustizia. Nevicate leggere no, ma se nevica forte, perché quest'anno ha nevicato veramente tanto, cioè faceva ogni volta un metro e mezzo di neve crea agli organizzatori dei problemi per poter gestire al meglio le gare. Sono tante gare in pochi giorni ed è difficile che tutto vada bene. Poi dopo devi farle anche in maniera che gli atleti possano scendere in sicurezza. Non è che puoi fare una gara come una volta che era tutta una gobba e gli atleti devono essere tutelati. E tra l'altro ti chiedo proprio una cosa telegrafica, poi so che hai un pomeriggio pieno di impegni proprio per promuovere Cortina e questi mondiali. Che ricordo hai dei tuoi mondiali? Un ricordo mondiale di Christian Ghedina?
Ma ricordo il mondiale, io ho vinto 3 medaglie ai mondiali, ne ho fatti 8 di mondiali. Il primo a Saalbach, Interglemm, dove ho vinto la mia prima medaglia, un argento in combinata, era una medaglia in attesa e mi ha dato un sacco di gioia e soddisfazione, che è stato l'unico risultato buono sul podio in quella stagione, sia in Coppa del Mondo che in mondiale. E per me è stato un motivo di vanto, ero bello contento. E poi il mondiale più bello forse è stato quello di Sierra Nevada, perché lì potevo, in una stagione che stava andando veramente forte, ho vinto l'argento dietro a Patrick Ortlieb, una gara che era molto adatta alle mie caratteristiche. Purtroppo anche mi erano venuti crampi in partenza, mentre affrontavo la prima curva ho dovuto alzarmi e ho perso tutto un po' di slancio. Non è che adesso metto le mani avanti, mi trovo le mie scuse, però insomma ero bello in forma. Quell'anno lì ho fatto 9 podi, in quella stagione era una super stagione. E poi dopo il mondiale di Sestriere anche un gran mondiale, perché era un mondiale in Italia, insomma ho fatto un bronzo, hanno tutti bei ricordi. E scusate se è poco, insomma sono pagine indelebili di grande sport. Grazie davvero a Christian Ghedina e ci aggiorniamo ovviamente nel corso di questi mondiali. Grazie davvero. Grazie mille a voi, buon lavoro, in bocca al lupo. In bocca al lupo, grazie davvero. Abbiamo raccontato una storia importante, quella di Christian Ghedina, che poi è la storia di un territorio, perché Ghedina è emblema di Cortina, dell'Ampezzo, della montagna bellunese e veneta in generale. Assolutamente sì, è un testimonial importante per noi, per Cortina, per i bellunesi, per i veneti ovviamente, e anche per l'Italia, perché è un atleta internazionale che ci ha dato grandi soddisfazioni, tant'è vero che lui fa parte insomma del board, poi è un professionista che continua a lavorare nel mondo dello sci attorno a Cortina, quindi per noi sarà importante, proprio legato anche al tema della promozione. Prima vi avevo fatto alcuni esempi delle cose che stiamo facendo, poi ci sarà anche qualche sorpresina che però non sveliamo adesso. Ah, quindi ci saranno anche delle sorprese. Sì. Beh, insomma, ma un'anticipazione, qualcosa. Lo so che voi giornalisti... No, niente proprio. No, dico che ci sono una serie di iniziative che la Regione ha previsto insieme con la Fondazione, e poi ce n'è una un po' particolare che lanceremo proprio a Cortina e che poi spereremo di replicare, di portare anche non solo in altri appuntamenti che faremo all'interno delle fiere nazionali o internazionali, se riprenderanno, ma soprattutto all'estero in qualche occasione ci porteremo dietro questa cosa che a Cortina presenteremo. E ultimissima domanda, da lunedì torniamo gialli, per il turismo è una base di partenza, però lo stesso presidente Zaia ieri sera ha detto bene, siamo in giallo ma non dobbiamo abbassare la guardia, perché, testuali parole, in un battibaleno lo scenario potrebbe cambiare in arancio o in rosso, certo, e quindi portare a nuove chiusure. Certo. Questo penso sia il messaggio più importante che noi dobbiamo dare ai nostri cittadini, che è quello di non cominciare subito a cambiare l'atteggiamento e uscire senza mascherina o organizzare feste con decine e decine di persone. Insomma, cerchiamo di sicuramente tornare a vivere con più libertà finalmente, ma sempre con grande attenzione, perché il pericolo non è ancora scampato, c'è comunque sempre il rischio di una terza ondata, anche se noi la stiamo per il momento scongiurando in Veneto, perché in altre regioni in realtà certo, è già partita e forse è già anche all'apice. Da noi invece fortunatamente non è così, e quindi cerchiamo di preservarci da questo punto di vista, perché guardate che per il turismo purtroppo non cambia da oggi subito molto, nel senso che io ricordo che gli hotel sono sempre rimasti aperti, però per esempio zona gialla vuol dire per esempio che non c'è la possibilità di spostarsi da una regione all'altra. Quindi io lo dico anche perché i miei albergatori, ma non solo, anche il mondo dell'extra alberghiero e quant'altro, sono comunque preoccupati, perché non attendiamoci flussi di turisti, perché adesso siamo in zona gialla. Ecco. Sarà comunque un turismo diverso da quello di un anno fa, tra l'altro poi certo, la mappa del contagio è variabile in tutta Europa, è chiaro che se la Germania è in lockdown i turisti tedeschi ecco, non c'è una notizia però positiva che avete visto dai giornali, finalmente hanno rivisto quella mappa esatto, europea
passando in 24 ore praticamente da zona rossa a zona verde il Veneto, addirittura una delle zone migliori a livello europeo per quanto riguarda il tasso del contagio, cioè più basso, e questa è una notizia importante. Ma guardi, non tanto per adesso, ma è a livello psicologico diciamo il messaggio che si dà al turista tedesco e austriaco di dire che il Veneto è sicuro e quindi poter programmare le proprie... Perché il tema è quello della programmazione, qui torniamo al discorso iniziale. Esatto. Tra l'altro appunto non bisogna abbassare la guardia, ce lo ricordano i dati del primo bollettino della Regione del Veneto con azienda zero, 520 nuovi casi nella notte di positività al virus, 116 in provincia di Venezia, quindi il virus continua in qualche modo a galoppare. Certo non sono più le cifre di un mese fa, di Capodanno, ma soprattutto vi mostrerei il dato dei posti letto in area non critica, 1997, è un dato importante perché oggi andiamo sotto i 2000 posti letto, è una soglia psicologica e quindi insomma il trend è di questo tipo. Anche i posti letto in terapia intensiva sono 261, erano 404 se non ricordo male, a Capodanno. Assessore Caner, grazie davvero, buon lavoro, ovviamente ci aggiorniamo e se per caso vuole svelarci la sorpresa no, benvenuto. Guardi, vi lascio invece, siccome non abbiamo potuto parlare molto per ovvie ragioni di tempo, però vi consiglio di andare a vedere l'osservatorio turismoveneto.it, soprattutto per gli addetti ai lavori, perché lì troviamo appunto informazioni, indagini, dati statistici che possono essere importanti per noi per programmare. Quindi in questi 6 mesi noi non siamo rimasti fermi, in attesa della ripartenza abbiamo lavorato per costruire le fondamenta della casa del turismo dei prossimi anni e quindi insomma su questo penso che molti operatori saranno felici del lavoro che è stato fatto. Assessore Caner, grazie, buon lavoro. Adesso per noi c'è qualche istante di pubblicità, poi rientriamo e andiamo in comune a Treviso. Rientriamo in diretta, abbiamo cambiato ospite in corsa, quindi si sono salutati. Alessandro Manera, assessore comunale, Comune di Treviso all'ambiente. Buongiorno. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Ecco, con Manera dobbiamo tirare le fila di una settimana molto impegnativa per il Comune di Treviso, perché il Comune di Treviso, primo in Italia, ha lanciato l'assessorato di fatto alla Next Generation EU, quindi di fatto l'assessorato che si occuperà di intercettare i fondi che arriveranno, si spera insomma, dall'Europa all'interno della programmazione denominata Recovery Plan. Quindi, scusate, problemi con il microfono, scusate solo un attimo. Ecco. Dicevo, quindi si guarda all'Europa per intercettare questi importanti fondi comunitari e il Comune di Treviso, primo in Italia, ha lanciato un assessorato e il sindaco di Treviso Mario Conte ha individuato Alessandro Manera, che già è assessore all'ambiente, come referente di questa nuova sfida, perché di una sfida si tratta, Manera. Sì, certo. Allora, io tra i vari referati ho anche le politiche comunitarie e quindi il Comune di Treviso in questi 2 anni e mezzo ha portato a casa tantissimi fondi delle politiche comunitarie. Qui c'era prima di me l'assessore Caner, che peraltro dirige i fondi POR, quindi tutti quei fondi regionali che vanno anche, anzi quei fondi europei che vanno attraverso la regione. Poi ci sono i fondi diretti europei in cui il Comune va direttamente diciamo, tramite le politiche comunitarie va direttamente in Europa, e poi ci sono tutti quei fondi diretti verso il governo o che il governo ci dà. Particolarmente il famoso Recovery Plan, che speriamo sia approvato quanto prima e soprattutto che ci dicano con che regole verrà approvato, porterebbe, secondo le prime stime, circa 50 miliardi di euro, secondo le stime delle prime bozze, direttamente dallo Stato ai comuni. È chiaro che questi soldi non arrivano, e si spera non arriveranno a cascata, quindi non sarà uno scialacquare il denaro, ma saranno legati a delle progettualità. Noi in questo momento e nel futuro studieremo quelle che sono le progettualità, andremo a intercettare questi fondi e cercheremo di riportarli nel nostro territorio in 2 modalità. Uno come Comune di Treviso direttamente, ma soprattutto, se sono confermate
le bozze che fin qui sono circolate, che purtroppo in questa situazione governativa circolano sempre le bozze, come per i DPCM, non si sa mai da che parte si va. Molti di questi fondi andranno con i comuni capoluogo come capofila d'area. Ecco, questo questo avviene spieghiamo, già. Ecco, quindi il comune di Treviso di fatto sarà portavoce dell'intero territorio della Marca Trevigiana, o comunque dei comuni confinanti con Treviso. Si deve un attimo individuare lo strumento, ma di fatto non sarà una cosa solo per il capoluogo. Certo. E questo varrà per tutti gli altri capoluoghi di provincia. Certo, certo. E questo è importante perché avviene già in realtà in questo momento per certi fondi in cui vengono richieste un limite minimo magari di 150.000 abitanti per l'area vasta, e quindi il comune capofila diventa il comune capoluogo e si allea, diciamo, con i comuni contermini per arrivare a quella soglia minima. È chiaro che questa soglia minima varia da 150, 120.000, 100.000 abitanti a seconda della tipologia di progetto che si va a prendere, però è importante farsi trovare pronti. Quindi noi anticipatamente rispetto a tutti abbiamo aperto una sezione all'interno dei nostri uffici delle politiche comunitarie per dire studiamo recovery plan e immediatamente andiamo a aggredire questi fondi che arriveranno, perché uno dei problemi maggiori che sta avvenendo in questo momento è che il limite massimo per l'acquisizione dei fondi è già stabilito, che sarà la progettualità massima entro gli inizi del 2023, ma più noi andiamo avanti a non avere il recovery plan approvato e minore sarà il tempo per approvare i progetti. Quindi rischiamo che ci siano tantissimi soldi ma non il tempo tecnico e istituzionale per andare a prendere questi soldi. Allora noi dobbiamo organizzarci anticipatamente per studiare in linea di massima quello che è il recovery plan, che si chiama in realtà Next Generation EU. Recovery plan, esatto, è una parola che utilizziamo solo in Italia, diciamo così, e andare a prendere questi fondi immediatamente. Quindi io ringrazio veramente il sindaco per il nuovo impegno che si aggiunge agli altri, non è che gli altri sono stati abbandonati. Non è un grazie ironico, diciamo. Sì, esatto, no, è un grazie perché l'intuizione, e questo sicuramente il sindaco, essendo presidente di ANCI Veneto, ha anche delle intrature e anche un'apertura mentale per capire immediatamente l'importanza di questi fondi. Ma soprattutto ringrazio gli uffici che poi dovranno lavorare sotto la regia del dirigente e la mia per andare a studiare montagne di carte, perché vi garantisco che ognuno di questi fondi sono montagne di carte, che noi non vogliamo far piovere a Treviso come progettualità senza senso, ma come progettualità che possono arricchire il territorio di Treviso e anche i territori contermini. Ecco, tra l'altro per fare questo sarà anche implementata la squadra, ma solo a precise condizioni. Certo, anche qui, e qui torniamo alle cose romane, dobbiamo capire quale bozza di recovery plan uscirà, perché molti progetti europei prevedono la possibilità di assumere delle persone a tempo determinato per quelle progettualità, cioè la progettualità, il progetto, paga la persona o più persone per lavorare sul progetto. È chiaro che dobbiamo capire se potremo assumerli prima, con che tipo di concorso potremo assumerli, per quanto tempo, cioè tutte queste sottigliezze che magari, come per molte persone come me che lavorano sull'ambito privato, sono più semplici, nell'ambito pubblico hanno determinate regole. Bisogna capire se le regole saranno utilizzate, le regole che attualmente utilizziamo per le assunzioni o altre regole. Sono importantissimi questi passaggi perché nell'ambito pubblico perdere 3-4 mesi per un concorso ci vuole niente, perché ci vuole un mese per il bando, un mese per il concorso, poi per le assegnazioni. Diciamo che ci saranno nuove assunzioni su progetti specifici e se queste risorse umane potranno poi essere rendicontate. Sì, certo. Questo e in che modo verranno rendicontate? Questo è importante. Peraltro sono contento che da questo punto di vista, avendo anche tra le mie deleghe il personale, io voglio cercare di arricchire la macchina comunale anche di, si chiama Next Generation, quindi di nuove persone che un domani, a finito il tempo determinato, potranno fare i concorsi a tempo indeterminato conoscendo già quella che è la macchina pubblica, perché questo passaggio tra essere a tempo indeterminato, da tempo determinato a tempo indeterminato, consentirà di arricchire tutti di personale molto formato. Certo, e nuove generazioni al lavoro significa anche progetti realmente innovativi, quindi instaurare un vero e proprio circolo virtuoso. Allora facciamo così, resta con noi Alessandro Manera, adesso però vediamo insieme le previsioni del tempo con la nostra Alice Montagnier per questo fine settimana.
Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati al meteo. Perturbazione atlantica in transito sull'Italia. Nel weekend il nostro territorio sarà ostaggio del maltempo, ma vediamo insieme la previsione per sabato 30 gennaio. Sul Veneto la giornata risulterà piuttosto nuvolosa, con cielo spesso coperto. Al mattino avremo nubi basse e nebbie in pianura e nei fondovalle, locali parentesi più soleggiate invece in montagna. Dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata precipitazioni via via più diffuse, localmente intense, specie sulle aree sudorientali della nostra regione. Limite della neve fino a 900-1100 metri. Venti moderati nord-orientali. Temperature in lieve aumento, minime tra -3 gradi e 1 grado, valori massimi compresi invece tra i 5 e i 7 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà simile, con inizialmente molte nubi ma anche con qualche schiarita sui rilievi. Entro sera piogge un po' ovunque. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece sui 6-8 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove il cielo sarà nuvoloso ma in genere asciutto. Neve con il passare delle ore intorno ai 1000 metri. Temperature minime intorno a -1 grado, massime invece sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Rientriamo in diretta, abbiamo visto le previsioni del tempo con Alice Montagnier, con Alessandro Manera che resta appunto con noi, che è rimasto qui con noi. Alessandro Manera della Lega, assessore comunale all'ambiente per Treviso. Ho sottolineato della Lega perché adesso è inevitabile parlare di crisi di governo. Tra l'altro l'ANSA ci dice che Roberto Fico, il presidente della Camera, a cui è stato conferito il mandato esplorativo da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella ieri sera, sta stringendo i tempi di queste consultazioni, che inizieranno alle 16 con il Movimento 5 Stelle, poi PD, Partito Democratico, Italia Viva e l'EU, quindi tutti gli attori, diciamo così, del Conte bis, del governo giallo-rosso, dell'ultimo governo giallo-rosso, del governo uscente. Quindi un pomeriggio parecchio impegnativo quello di Fico, anche perché prima abbiamo avuto diversi spunti a 12:30, se ci avete seguito, da parte di Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia Viva. Italia Viva, che dice Rosato, non ne fa una questione di nomi, quindi non ci dovrebbe essere nessuna preclusione, perlomeno formalmente al momento expressis verbis, nei confronti del premier uscente Conte, ma lo scopriremo solo vivendo, perché è una crisi che stiamo vivendo al rallentatore ormai da un mesetto e mezzo, prima di Natale, insomma, quando chiedo a Manera, la Lega dice, ne abbiamo parlato anche con Caner al voto, però ci si rende conto che forse sarà una delle vie meno percorribili, quindi c'è questa porticina che si apre verso un governo istituzionale, perlomeno per il centrodestra. Beh, allora, io intanto faccio una riflessione. Mi sarebbe piaciuto vedere la Presidente del Senato fare questo incarico esplorativo. Mi sarebbe veramente piaciuto vedere finalmente una donna, lo dico pur da uomo, la seconda carica dello Stato fare questo. Quindi non ho capito neppure la scelta del Presidente della Camera, che peraltro è un attore protagonista all'interno del partito del Premier Conte, e quindi non so se anche in questa, diciamo, in questo suo incarico esplorativo potrà essere così neutro come magari sarebbe potuto essere la Presidente del Senato, che ha dimostrato fino a questo momento un ottimo standing, mentre il Presidente Fico più volte si è lasciato andare
a dimostrare di che parte politica è fatto, perché poi ha una provenienza di una forte militanza dentro il Movimento 5 Stelle, che peraltro sottolineo che si accorge adesso, dopo che l'ha fatto come leitmotiv della sua ascesa, che non è vero che uno vale uno, come dicevano sempre. Tanto è vero, qui si parla sempre dello stesso, che è l'attuale Premier Conte. Allora, il Movimento 5 Stelle è diventato un partito, deve fare i conti con quello che è una maggioranza parlamentare, con delle scelte, con dei veti, e a questo punto, come ha già fatto con un cambio di maggioranza, forse dovrà fare un altro cambio di maggioranza, perché se la stessa maggioranza che ha messo in minoranza il Premier Conte adesso torna, chiaramente dovrà essere arricchita di altre persone, altre situazioni, altrimenti non si capisce perché siamo in crisi e, come dicevo prima, non si capisce perché tutto quello che sta avvenendo nel nostro paese non va avanti se la crisi è fittizia. Invece, dato che la crisi è reale e sta coinvolgendo importanti strumenti come il Recovery Plan Next Generation, a questo punto ci devono dare una spiegazione perché hanno interrotto i lavori parlamentari per un mese e mezzo. Ecco, perché lei fa bene a sottolineare questo fatto, ne stavamo parlando prima di questo Next Generation EU, di questo Recovery Plan. Formalmente la crisi innescata da Renzi è partita proprio da qui, dalla bozza del Recovery Plan, da questi 209 miliardi di euro che l'Europa ci darà, ma sui quali appunto bisogna costruire un programma, bisogna costruire una strategia. Certo, allora intanto io continuo a dirlo, e lo dicevo quando c'erano i DPCM, è una cosa insopportabile, guardate, cioè che escano delle bozze che poi vengono interpretate, cioè sono anche documenti riservati, cioè io non ho mai visto, io sono un assessore comunale, quindi non ho mai visto una nostra delibera di giunta prima di essere votato, uscire, fare giri, cioè queste cose non vanno bene perché poi ognuno dà un'interpretazione, fa pressioni, queste cose andrebbero tenute riservate. Peraltro fa benissimo il segretario del mio partito, della Lega, Salvini, a dire attenzione che questi soldi non arrivano per grazia ricevuta, quindi bisogna stabilire bene con Europa cosa è prestito, cosa è a fondo perduto, come va restituito, come va rendicontato, perché se succede ancora che si fa una distribuzione a pioggia perché non si vogliono mettere delle regole stringenti, perché non siano chiari gli obiettivi, attenzione che i 209 miliardi, se poi per la maggior parte sono a prestito, diventano un boomerang, perché se li hai spesi male, non generano economia e addirittura devi restituirli con tassi di interesse, attenzione che non andiamo a farci male molto, perché poi quando hai un debito qualcuno viene a bussare alla tua porta. Quindi bisogna studiare bene quali sono le linee di finanziamento e se sono a fondo perduto, quanto, come va restituito. Quali sono le progettualità? Le progettualità devono essere stringenti, lo dico senza entrare troppo, ma non ci possono essere parti del paese dove questi finiscano a pioggia agli amici e degli amici o a progetti che non hanno, perché perderemo ancora un treno rispetto all'Europa di cui ci lamentiamo spesso, ma noi come Comune Treviso abbiamo portato a casa fino adesso più di 4 milioni e mezzo di euro che siamo andati a rendicontare, a spendere, a portare oggettivamente sul territorio un valore aggiunto, e ne abbiamo altri progetti. Abbiamo preso il Parfum di Treviso 2 settimane fa ed è 1 milione di euro, quindi bisogna stare attenti a queste cose perché non dobbiamo fare figuracce già viste in passato. Ecco, e ribadire il fatto che molto spesso non è colpa dell'Europa, ma è colpa appunto di chi magari non sta attento alle opportunità che arrivano da questa Europa. Certo, e soprattutto chi va a trattare con l'Europa con che dinamiche poi questi soldi vanno restituiti, perché se poi devono essere restituiti a tot tempo con tasso d'usura, allora non è più un investimento, allora diventa lo strozzinaggio, cioè bisogna stare molto attenti, ma ripeto, il problema della classe politica onestamente che in questo momento ci governa, e qui Renzi ha sollevato, ha alzato la mano e ha detto attenzione perché non possiamo andare in quella direzione, e anche la Lega l'ha detto subito, non possiamo andare in quella direzione, attenzione che questi soldi non è Babbo Natale che ce li porta, dobbiamo spenderli bene, investirli bene, quindi io da questo punto di vista vorrei capire, primo, dove stiamo andando questo governo. Se facciamo il Conte Ter, allora non si è capito, allora qualcuno deve rispondere del danno economico fatto al Paese per aver tenuto fermo il Paese su qualsiasi cosa per quasi 2 mesi, perché attenzione, perché se era solo un cambio di ministri lo si faceva all'interno della maggioranza,
perché i numeri non tornano. Diciamo che lei dice, se si ritorna ad un Conte ter, questa crisi sarà ancora meno comprensibile per certi versi. Dice, sembra quasi scherzi a parte. Sì, no, allora che sia scherzi a parte l'abbiamo già capito e non fanno neanche tanto più ridere onestamente, perché insomma le cose che si vedono, insomma certe cose anche in Senato sono state un po' anche dei senatori trovati all'ultimo momento, cioè il Movimento 5 Stelle ha fatto una battaglia contro Berlusconi a suo tempo sul fatto che si andava a cercare all'opposizione i numeri per portarli in maggioranza. Stanno facendo esattamente la stessa cosa, ma sembra che lo facciano con una dignità diversa da quello che facevano prima in passato, perché è chiaro che se tu non hai più la maggioranza devi trovare nella minoranza qualcuno che viene dalla tua parte, cioè è inutile, i numeri questi sono, e questa è la democrazia parlamentare. Andare al voto, certo, andare al voto sarebbe le migliori delle cose, e ripeto, cioè, tantissimi paesi votano, hanno votato gli Stati Uniti, un paese che è in crisi pandemica come noi. Lei dice non è un tabù. No, assolutamente, peraltro non si è capito perché non siamo andati a votare a luglio quando avevamo i numeri bassi per le regionali della pandemia, siamo tornati a settembre quando i numeri stavano salendo, una cosa incredibile. Peraltro a maggio dovremo votare perché ci sono comuni, regioni, città tra cui non le ultime città, Milano, Roma, quindi al voto ci andremo. Quindi io da questo punto di vista non capisco sta cosa del tabù del voto. Appunto, le amministrative comunque per quanto in là con il tempo saranno dovremmo saranno andarci, fatte, no? Cioè, non è che potremmo rimanere all'infinito. Allora io vi farei sentire, chiedo alla regia, ce l'ho qui sul computer, uno dei protagonisti politici ieri al Colle, Antonio De Poli, il senatore dell'UDC Veneto, che per l'appunto ieri è salito al Colle e ha dettato la linea in qualche modo dell'UDC, che è stata corteggiata in queste settimane dalla maggioranza, che poi è stata investita da quell'inchiesta partita da Gratteri, quindi dalla Calabria, sulle varie infiltrazioni. Risulta indagato il segretario Lorenzo Cesa, che poi appunto si è dimesso da segretario, quindi un partito che in queste settimane è stato al centro del dibattito non solo politico. Sentiamo cosa dice Antonio De Poli. Insieme alle forze politiche del centrodestra siamo saliti al Quirinale dal presidente Mattarella. Bisogna trovare una soluzione alla crisi, bisogna correre per dare risposte ai cittadini senza lavoro, alle nostre imprese che rischiano di portare i libri in tribunale. Ad esempio, il Veneto, solo nel 2020, dall'inizio della pandemia, ha bruciato 65.000 posti di lavoro e altrettanti ne perderemo se non c'è un governo con le gambe solide e forti. Quindi o ci sono le condizioni per un esecutivo che governi, non un governicchio, altrimenti siamo in democrazia. È giusto e sacrosanto ridare la parola ai cittadini. Ecco, quindi anche De Poli dice non è un tabù il voto, però apre anche ad altre soluzioni sostanzialmente, perché si è capito che la linea del Colle non è quella di andare alle urne fondamentalmente, quindi c'è questa apertura. Poi si sta giocando a scacchi, quindi non si dice siamo per Conte, non siamo per Conte, siamo per un altro nome, non è ancora il tempo dei nomi. Come interpreta queste parole di De Poli? Beh, sicuramente delle parole, e lo saluto il senatore De Poli, delle parole molto importanti di un partito comunque che ha una tradizione nel nostro paese e che quindi riconosce effettivamente che anche all'esterno certi giochi parlamentari non vengono capiti. Ma io sottolineerei anche una cosa, perché la storia politica poi in questo paese, 2 volte noi siamo tornati a elezioni anticipate quando... Allora, in Italia il Presidente del Consiglio viene fatto all'interno, cioè non è espressione sempre del voto, viene scelto poi. Però 2 volte siamo tornati al voto anticipato quando prima Berlusconi e poi Prodi caderono in Parlamento, si crearono dei governi nel frattempo, ma poi si tornò alle elezioni anticipate. E tutti e 2 erano espressione della maggioranza già alle elezioni, l'Ulivo e il Popolo della Libertà a suo tempo, e che quindi non ci si riconosceva più. Qui stiamo parlando di persone che non erano state espresse prima. Nessuno parlava dell'avvocato Conte
prima si parlava solo del sindaco di Treviso e dell'allenatore dell'Inter, l'avvocato Conte non lo conosceva nessuno. Quindi è inutile restare agganciati a una persona che non era espressione anticipatamente di nessun, diciamo, gruppo di partiti che l'avevano indicato come Presidente del Consiglio prima delle elezioni. Perché qua altrimenti stiamo parlando di una crisi ad personam. Cioè Prodi a suo tempo, che era rappresentante dell'Ulivo e quindi una serie di partiti, andò a casa e poi andò a casa al Parlamento anticipatamente. Io dico un po' la storia di questo paese. Berlusconi uguale, successe prima, si provarono altri governi ma poi non si capiva che il Parlamento non poteva stare in piedi o se sta in piedi non ha quelle maggioranze, non si possono chiamare sempre i senatori a vita per votare, cioè non sta in piedi un Parlamento, nelle commissioni non sta più in piedi, quindi si blocca il paese, specialmente in un momento in cui il paese deve muoversi veloce, perché guardate, se uno guarda le dinamiche europee, gli altri paesi stanno muovendo molto veloci, molto veloci. Quello che è successo sui vaccini ci dovrebbe far pensare che forse il nostro paese, a differenza per esempio di quello che succede nelle nostre regioni, nei nostri comuni, è molto lento nelle risposte. Ci affidiamo a commissari, ma il Presidente del Consiglio, il Ministro della Salute, su queste cose devono intervenire loro e in maniera precisa, come fanno il Presidente della Francia, come fa la Merkel, come fanno i grandi leader. Ma i grandi leader sono supportati da se stessi, quindi sono grandi leader per supportare se stessi, ma sono supportati da partiti e maggioranze importanti. Se le due cose non ci sono, perché spesso devono coincidere tutte e due, certo, ci troviamo in questa situazione in cui abbiamo fatto una figuraccia. Ci troviamo nel classico cul-de-sac. Esatto, perché un'azienda privata ha messo in scacco il nostro piano di vaccinazione mandandoci una lettera. Ma mi sembra una roba normale? Siamo un paese. Tra l'altro adesso per estendere il dibattito sulla crisi di governo ci stiamo collegando anche con il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, anzi già lo vedo, perfetto, quindi ottimo. Senatore, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ecco, ci aggiorni, anzi l'aggiorno io nel senso che è stata una diretta molto lunga quella di oggi, abbiamo trasmesso l'inaugurazione dell'anno giudiziario, abbiamo avuto Carlo Nordio, la Presidente della Corte d'Appello Marini, poi il dibattito politico si è aperto con Ettore Rosato di Italia Viva, che ha commentato, diciamo così, le aperture del Movimento 5 Stelle attraverso appunto le parole di Crimi ieri sera al Quirinale. Fra poco iniziano queste consultazioni di Roberto Fico, alle 16 c'è il Movimento 5 Stelle, poi il PD e l'EU Italia Viva. In quale direzione, senatore, stiamo andando? Ma nella direzione che è stata spiegata dai gruppi parlamentari e dai partiti politici al Presidente Mattarella e dalla decisione di Mattarella, dunque di chiedere a Fico di fare una verifica sull'ipotesi che era stata presentata, cioè quella di ripartire dall'attuale maggioranza, naturalmente vedendo se c'è anche la possibilità di un allargamento, perché è del tutto evidente che non è possibile perdere un secondo, perché vede, c'è la crisi di governo, ma la vera crisi è la crisi delle aziende, del commercio, è la crisi delle famiglie, degli ospedali che sono in una situazione drammatica ormai da quasi 12 mesi, è la crisi degli studenti che sono chiusi in casa anche questi quasi da 12 mesi, cioè questa è la crisi. Io ritengo davvero incredibile che in un momento come questo si sia dovuta affrontare una crisi politica. Detto questo, per lo stesso motivo bisogna uscirne nel modo più veloce possibile e non con una maggioranza raffazzonata, ma con una maggioranza numericamente qualificata e politicamente omogenea. Lei crede nel Conte Ter? Oggi Fico è esattamente questo. Lei crede in un Conte Ter a questo punto? Conte è il nome sul quale si sta facendo questa verifica, naturalmente indirettamente. Se ci saranno le possibilità, se ci sarà la possibilità di trovare attorno a questo nome una maggioranza delle caratteristiche, con le caratteristiche di cui ho appena detto, sì, vada bene, si va avanti con Conte. Qua il tema non è solamente il singolo nome, la singola persona, peraltro anche dal punto di vista, diciamo, dell'appoggio e del grado di fiducia dei leader nei confronti di Conte è il primo a livello nazionale, quindi sarebbe del tutto naturale andare avanti in questa direzione. Ma questa non è una condizione sufficiente, è una condizione, diciamo,
necessaria che un leader politico abbia un peso e un riconoscimento pubblico, dopodiché deve essere appoggiato da una maggioranza forte e coesa. E se Renzi rientrasse, quindi se martedì la crisi tra virgolette si risolvesse con il rientro di Italia Viva, Renzi sarebbe più forte, più debole? Ci sarebbe un riequilibrio delle forze di maggioranza? Ci sarebbe questo rimpasto di cui tutti parlano? Guardi, io non ho condiviso questa operazione di Italia Viva di staccare la spina al governo, non credo avesse alcun senso, e soprattutto in un momento di pandemia e di crisi economica sanitaria di queste dimensioni. Dopodiché bisogna recuperare, quindi naturalmente si dialoga con tutti, si cerca di costruire con tutti, perché non si è bambini che devono farsi i dispetti l'un con l'altro, ma si deve essere dirigenti e rappresentanti delle istituzioni che devono avere più non attenzione ai propri sgarbi personali, ma al bene della nazione. Se Renzi rientrerà in questa maggioranza, dunque rientrerà naturalmente come partner di questa maggioranza, come il resto. Naturalmente però bisogna verificare bene quello che si vuole fare in tempi celeri e con un governo naturalmente a questo punto rinnovato, perché la fase è totalmente cambiata, non è più solamente la fase, diciamo, del controllo e della gestione della pandemia, ma deve essere soprattutto la fase del superamento della pandemia e del rilancio economico-sociale, perché siamo in una situazione assolutamente drammatica da questo punto di vista. Dobbiamo far vedere la luce in fondo al tunnel e nel modo più veloce possibile. Quindi, senatore, se ho ben interpretato il suo messaggio, si va comunque inevitabilmente verso un cambio di diverse figure, di diversi esponenti di governo, se sarà il Conte-Ter. Ma io credo di sì, altrimenti non si capirebbe il perché fare una crisi, voglio dire, o si cambia radicalmente il programma, che non mi pare questo il senso, anzi io credo che il programma deve essere quello del chiudere le vaccinazioni il più velocemente possibile, mettere in sicurezza sanitaria il nostro paese e poi valorizzare quei 209 miliardi che questa maggioranza e questo governo sono riusciti a portarsi a casa dall'Europa, che sono delle risorse mai viste nel nostro paese, che questa maggioranza deve avere la capacità appunto di portare a terra dopo averli portati a livello nazionale. E quindi questo bisogna farlo velocissimamente. Che ci sia un cambio anche di alcune figure nel governo lo riterrei naturale. Quindi diciamo questa è l'evoluzione che lei vede. Faccio anche a lei una domanda molto breve, telegrafica, e poi la lascio ai suoi numerosi impegni. Ci sarà spazio per il tema dell'autonomia nel nuovo governo, nel governo che sarà? Ma guardi, il tema dell'autonomia è un tema serio che non va affrontato demagogicamente o come bandierina ideologica, come spesso è stata usata. Voglio ricordare che non è nuovo, è un tema per esempio che la stessa Regione aveva utilizzato nel 2008 quando al governo c'era Prodi, dopodiché quando la stessa centrodestra, tra l'altro con ministri anche della Lega andò al governo, se ne dimenticarono immediatamente per ritirarlo fuori qualche anno fa. Vede, io sono un convinto autonomista, sono nato politicamente con un movimento che si chiamava Liberare e Federale. Ho, come dire, un po' la sensazione che venga molto strumentalizzato questo tema, invece va tolta la strumentalizzazione politica e va unito all'impegno da parte di tutti, perché una sana autonomia fa bene al nostro Paese. Senatore, grazie, ovviamente ci teniamo aggiornati sulla evoluzione di questa crisi. Grazie ad Andrea Ferrazzi, senatore del Partito Democratico. Grazie e buon lavoro. Manera, abbiamo sentito un altro autorevole esponente della maggioranza. La strada sembra un po' segnata, o perlomeno il centrosinistra, l'attuale maggioranza di governo, vede questa evoluzione. Allora, due punti per rispondere al senatore, mi spiace che non è diretta. Allora, intanto non si può fare a sondaggi un governo, perché non si può dire sì, dato che Conte, secondo dei sondaggi, perché finché non vai a votare i sondaggi non hanno valore, è l'esponente politico maggiormente influente,
allora a quel punto deve essere lui il Presidente del Consiglio. Non esiste sta cosa, cioè è una cosa, anche perché allora potrei dire che il primo partito d'Italia è la Lega, quindi allora dovrebbe essere l'attore protagonista, ma siccome i numeri si fanno con i numeri parlamentari non possiamo parlare di sondaggi, anche perché se andiamo a vedere negli ultimi 2 anni la Lega, oltre che i sondaggi, ha riempito le urne e ha preso le amministrazioni, il Veneto per primo. Secondo, vero quello che ha detto, e probabilmente ci sono stati gli errori in passato, ma io sottolineerei che c'è un dato importante: noi abbiamo fatto un referendum qui, perché come dire che Conte è il personaggio politico più influente o più amato d'Italia, prima si poteva dire che i veneti erano autonomisti, si poteva dire o non si poteva dire. Adesso, oltre l'abbiamo detto, abbiamo votato, perché abbiamo fatto un referendum, quindi nero su bianco i veneti a stragrande maggioranza l'hanno detto. Allora, questi sono i numeri, però io continuo a ripetere, il senatore non ha risposto, ma se tutta sta cosa doveva essere fatta per cambiare un po' di ministri, ma perché cioè, non si capisce l'operazione di bloccare il Parlamento per 2 mesi? Perché lui ha giustamente parlato di imprese, di aziende, di famiglie. Chi amministra tutti i giorni, che li vede arrivare in comune, le sa bene queste cose. Ma allora, se tutta questa cosa era vera, non potevano farla all'interno della maggioranza? No, probabilmente ci sono delle distinzioni importanti che non sono solo sul nome di Conte, anche su tanti ministri o su linee politiche, e Renzi ha evidenziato quello. Renzi ha evidenziato una diversa interpretazione di quello che è il recovery plan. Noi come Lega l'abbiamo detto subito, questa cosa, Salvini l'ha detto immediatamente, guardate che non sta in piedi sta cosa. È chiaro che però se tu sei all'opposizione puoi alzare la mano, certo, ma conti quello che conti. La crisi è partita all'interno della maggioranza, allora se tornano tutti assieme non si capisce da dove sono partiti. Se erano solo i nomi, basta che si mettessero d'accordo. Diciamo, lei dice, ritorniamo al discorso di prima, quindi si potrebbe risolvere tutto con un... Sottolineerei una cosa importante, allora se andiamo a vedere i sondaggi. Il secondo personaggio politico più amato in Italia è il governatore Zaia, secondo i sondaggi, che però è il governatore del Veneto, non è un personaggio, certo un personaggio che tutti conoscono, però allora potrei dire che proporzionalmente è molto più importante di Conte, ma cosa vuol dire? Non si possono fare questi ragionamenti per capire... Lancia un governo Zaia. No, assolutamente. Però capisce, non si possono fare questi ragionamenti, soprattutto un senatore della Repubblica, mi stupisco che faccia un po' questi ragionamenti legati ai sondaggi di una persona, cioè non è questo il voto all'interno di un Parlamento. Manera, grazie davvero, grazie perché abbiamo toccato diversi temi come filo rouge questo recovery plan che non interessa solo Roma, non interessa solo l'Europa, ma interessa anche le comunità locali, quindi è importante fare presto. Grazie quindi ad Alessandro Manera, assessore comunale del Comune di Treviso all'ambiente e adesso anche al recovery plan. Per noi c'è qualche istante di pubblicità, poi parliamo del mondo della scuola perché da lunedì si riparte, gli istituti superiori ripartono e vedremo come. A dopo. Di nuovo in diretta, siamo verso la conclusione, ci avviamo verso la conclusione, ma prima un argomento molto importante, le scuole che ripartono, le scuole superiori che ripartono lunedì dopo un periodo lungo di didattica a distanza. C'è tutto il tema dell'educazione, della formazione dei giovani, li abbiamo visti protestare tante volte in queste settimane, non solo i giovani ma anche i genitori e i docenti. Per fare il punto è qui con me in studio, lo saluto, lo ringrazio, Matteo Marconi, che è insegnante di scuola media e tra l'altro presidente della cooperativa Comunica, che è una cooperativa che gestisce molti centri estivi, dopo scuole e quant'altro, è molto attiva sul territorio trevigiano ma non solo sul territorio trevigiano. Si rientra a scuola, lunedì che rientro sarà? Da insegnante che cosa si sente di dire? Sarà abbastanza complesso perché ci sono più piani da analizzare. Perché da una parte c'è la questione della sicurezza, dei trasporti eccetera, su cui mi sembra sia stato fatto un bel investimento, un bel piano, quindi speriamo che sia utile. Però poi c'è tutta la questione didattica e di formazione della persona.
Quindi da una parte rientrare a scuola è fondamentale, perché la scuola è il luogo in cui i ragazzi diventano persone, confrontandosi con gli altri, stando insieme, anche con la paura dell'interrogazione in presenza, con i diversi professori che ovviamente sono uno diverso dall'altro, quindi bisogna imparare un po' a interfacciarsi con tutti. Dall'altra parte c'è il piano didattico. Sul piano didattico per alcuni sarà positivo il rientro, però non sarà così facile, nel senso che la didattica a distanza è stata fatta per tanto tempo, soprattutto le superiori, perché oltre la parte di lockdown hanno fatto praticamente quasi tutto il primo quadrimestre a distanza, e ci sono degli alunni che in didattica a distanza si sono un po' nascosti e quindi li abbiamo un po' persi, e adesso quando torneranno in presenza bisognerà recuperarli, ma ci sono anche degli alunni che in didattica a distanza hanno trovato il loro ritmo, la loro modalità, e adesso secondo me sono un po' impauriti da questo ritorno a scuola. Avevano trovato una loro zona di comfort. Un loro equilibrio, sì, perché ci sono, come su tutte le cose, i pro e contro. Quelli che avevano più voglia si sono messi in gioco, hanno cambiato le loro abitudini di studio, le loro modalità, e adesso ritornare a una modalità in presenza, seppure al 50%, secondo me farà un po' di paura all'inizio, quindi è una cosa da non sottovalutare. L'altra paura che ho è che questa modalità al 50% faccia sì che i professori preferiscano fare le interrogazioni, i compiti in presenza e lasciare la didattica magari per la parte online. Invece dovrebbe essere il contrario, perché è proprio la parte di spiegazione quella importante che si stanno perdendo i ragazzi, la parte di confronto che puoi fare in classe. Quindi spero che non sia prevalente, come spesso accade nella scuola italiana, la preoccupazione della valutazione rispetto alla preoccupazione dell'insegnamento. Questo è un aspetto molto interessante quello che lei sta sottolineando, perché dice concentriamoci piuttosto sulla didattica vera, quindi portiamo in classe i ragazzi per fare didattica vera, il momento della verifica lasciamolo magari, visto che dobbiamo ottimizzare i tempi, lasciamolo alla didattica a distanza. Sì, perché dove è più facile copiare però, o no? È più facile copiare, ma dipende dal tipo di domande che tu fai. Se fai un'interrogazione che si limita a raccogliere le informazioni imparate a memoria, è chiaro che è più facile copiare, perché ti metti il bigliettino dietro lo schermo o te lo scrivi da qualche parte, in qualche maniera lo fai. Però se invece tu fai l'interrogazione dal punto di vista del ragionamento, di riflettere su quello che hai studiato, allora puoi anche avere il libro davanti, ma ti serve fino a un certo punto avere il libro davanti. Non è che sia importante ricordarsi quella data di storia, l'importante è saper collegare l'avvenimento magari alla realtà attuale o all'avvenimento precedente o all'avvenimento successivo, è quello che ci interessa andare a capire. Se poi le informazioni non le hanno imparate a memoria è una percentuale bassa rispetto al voto, o dovrebbe essere comunque una percentuale bassa, ecco. Lei è il professore che tutti vorrebbero avere in questo momento, immagino. Ma sono difficili, le mie interrogazioni e le mie verifiche sono difficili. Poggiano sulla logica, quindi sì, prevalentemente più che sulla memoria, diciamo. Sì, esattamente. Anche l'anno scorso, la prima verifica che ho fatto online di grammatica, subito prima di iniziare ho detto agli alunni: potete usare il libro. Proprio lanciare il guanto della sfida sostanzialmente. Alcuni si sono strappati i capelli perché avevano perso il tempo a fare 200 bigliettini, hanno detto: se lo sapevo prima. Lavoro perso, valeva la pena studiare sostanzialmente, valeva la pena studiare per davvero. Senta Marconi, approfitto della sua franchezza, chi si è adattato prima alla didattica a distanza? Perché parliamo sempre dei giovani, ma i giovani sappiamo sono anche nativi digitali il più delle volte, quindi smanettano, sanno comportarsi da un punto di vista digitale, magari i docenti meno. Sì, alcuni docenti hanno avuto un po' di difficoltà, ma dopo sono comunque la maggior parte abituati a rimettersi in gioco continuamente, e quindi quando poi magari ha un attimo di resistenza iniziale, poi c'è stata la scoperta di nuovi strumenti e quindi anche un ripensare la didattica, un rimettersi in gioco. È stato anche positivo, anche per me stesso è stato uno stimolo dover affrontare delle modalità diverse. Tra l'altro alcune cose le terrò anche quando la scuola ritornerà a prendere il suo ritmo normale, perché comunque ci sono degli strumenti che ho scoperto che sono un vantaggio, la possibilità
possibilità di la classroom virtuale in cui tu puoi mettere tutto il materiale che utilizzi in classe a portata degli alunni o degli approfondimenti e altro, è molto positivo perché è un rapporto che tu mantieni con gli alunni anche durante tutto il giorno, insomma. Diciamo che quest'ultimo anno per docenti e studenti è stato un corso accelerato di informatica e di competenze digitali. Sì, i professori e gli studenti sicuramente sono quelli che conoscono meglio tutte le piattaforme per fare riunioni a distanza, perché penso che le abbiamo usate tutte quante, quelle che ci sono in giro e che ormai siamo tutti quanti dei grandi esperti. Qua si apre però tutto il tema degli strumenti, nel senso, un conto è saperli utilizzare e quindi c'è stata questa progressione, diciamo così, anche culturale, ma gli strumenti c'erano, ci sono, anche da un punto di vista proprio della strumentazione delle scuole. Poi sappiamo che la situazione è anche a macchia di leopardo. Sì, la situazione è molto a macchia di leopardo. Io speravo in qualche miglioramento in più, nel senso che alcune cose a settembre non erano ancora pronte, nonostante ci fosse tutta l'estate e si poteva intuire cosa sarebbe successo. Ultimamente il miglioramento c'è stato, anche solamente il potenziamento delle linee internet delle varie scuole, perché se tutti i professori devono collegarsi a distanza, la linea deve tenere. Perché al di là di quello che molti pensano, i professori sono andati a scuola a fare lezione, non è che hanno fatto lezione da casa. Nel primo lockdown hanno fatto lezione da casa, ma in questa seconda parte, in questo quadrimestre che è appena passato, i professori andavano a scuola. E si collegavano da scuola. Da scuola. E quindi questo voleva dire che le scuole dovevano avere una linea che supportasse tutti quanti i professori collegati e non sempre era così, quindi ci sono state delle difficoltà. Chiaramente anche qui naturalmente la mappa degli istituti. Sì, c'è chi aveva già potenziato molto, chi invece era parecchio indietro chiaramente. E anche nelle scuole medie o nella primaria dove invece gli alunni erano in presenza, comunque a volte c'erano degli alunni che erano in quarantena, quindi creavi il collegamento a distanza per loro, comunque i colloqui genitori sono tutti andati a distanza e anche là i collegamenti hanno sofferto parecchio comunque. Marconi, veniamo all'altra sua dimensione, quella di presidente di questa cooperativa di Comunica, molto presente sul territorio. Voi vi state preparando già ai centri estivi. Sappiamo l'anno scorso quanto questa tematica era cara alle famiglie. Ecco, come vi state preparando? Avete lanciato anche un appello ai ragazzi più grandi perché vengano a lavorare da voi sostanzialmente. Sì, abbiamo aperto le selezioni per gli animatori che sono dai 18 anni in su, bisogna essere diplomati, non c'è un limite di età successivo, cioè si può arrivare anche a fare l'animatore, non è che bisogna per forza avere 20-25 anni, si può averne anche 30-40 in alcuni casi. E che poi si diventa un rianimatore più che un animatore. Dopo diventa un po' troppo forse, però non c'è un limite di età, diciamo, per legge. Però a noi interessava aprire molto presto le selezioni degli animatori quest'anno perché le vogliamo curare molto bene, prima di tutto nella selezione dei ragazzi, perché sarà un'estate molto complessa, perché comunque dal punto di vista sociale i bambini dovranno recuperare, speriamo possano recuperare, tutte le difficoltà di questo periodo di pandemia, quindi potersi rincontrare, restare di nuovo assieme. Saranno da seguire psicologicamente, cioè i giovani che risponderanno a questo appello dovranno impegnarsi più del solito, insomma, esatto. Perché poi ci sono anche poi le misure anti-Covid stesse da impartire, da insegnare loro. Penso che sarà un'estate, spero che sia un'estate più semplice rispetto a quella dell'anno scorso, che è stata veramente tanto difficoltosa nella gestione. Se le vaccinazioni andranno avanti, se riusciremo insomma, a sistemare un po' di cose, come tutti speriamo che sia un'estate migliore. Stiamo lavorando in quella direzione. Però gli animatori quest'anno dovremo selezionarli molto bene e anche dopo formarli molto bene, per questo ci stiamo prendendo in anticipo, perché il lavoro di formazione non sarà quello solito, ma sarà molto più approfondito. E quali sono le materie? Quindi psicologia, mi pare di capire?
È proprio lo stare con... ci saranno dei bambini che saranno un po' più isolati dagli altri, che non saranno abituati a stare in gruppo, quindi tutte le tecniche per fare gruppo fra di loro, per far sì che il ragazzino un po' più timido si possa reinserire, che possa affrontare gli altri. Tutti questi aspetti andranno analizzati e sviluppati con delle formazioni tenute da psicologi, dal nostro personale più preparato, quello che ha più esperienza. Penso che per un ragazzo che voglia venire a fare l'animatore possa essere una bella palestra quest'anno. È sempre, fare l'animatore ai centri estivi è sempre una bella palestra, perché ti prendi una tua responsabilità e impari a lavorare in squadra con gli altri, e che anche questa è una cosa molto importante nel mondo del lavoro, e capisci anche com'è il tuo, ti metti alla prova, insomma. Ecco, lei dice il mondo del lavoro perché ci si prepara anche al mondo del lavoro. La ringrazio, Marconi, grazie davvero perché appunto ci ha portato in questo mondo della scuola e abbiamo capito anche alcuni meccanismi psicologici che si sono attivati in questo periodo, perché di questo stiamo parlando. Grazie quindi al presidente di Comunica, della cooperativa Comunica, Matteo Marconi. Siamo davvero addirittura d'arrivo. Vediamo per un attimo i dati di giornata, li abbiamo visti prima ma li rivediamo. 520 nuovi casi di positività, quindi nella notte in Veneto, dalle 17 di ieri sera alle 8 di questa mattina. La provincia con più casi ancora una volta Venezia. Il trend comunque è di diminuzione, lo si vede soprattutto dai dati relativi ai ricoveri in area non critica, che finiscono dopo tanto tempo sotto i 2000, quindi siamo sotto la soglia anche psicologica, se vogliamo, delle 2000 unità ricoverate in area non critica, 261 i posti letto occupati nelle terapie intensive, un numero sempre alto ma distante dal 400 raggiunto poco meno di un mese fa. C'è poi la cronaca, vi abbiamo raccontato della scossa di terremoto che questa mattina si è avvertita in maniera molto nitida nel Bellunese, poco prima delle 11, l'epicentro a Visome, alle porte di Belluno. Tanta paura ma nessun danno, così confermano anche i vigili del fuoco. Una scossa superficiale, quindi non era particolarmente profonda, e così è stata avvertita da tutta la popolazione. Siamo davvero alle battute conclusive, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale. Saluto e ringrazio Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia in regia. Saluto e ringrazio tutti e voi per la cortese attenzione. Buon proseguimento di giornata.